diamo seguito all'audizione del dottor Antonino Nastasi, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze. Noi abbiamo già audito il dottor Nastasi in una lunga audizione il giorno 10 febbraio e lo ringraziamo per aver accolto di nuovo l'invito della Commissione e avere la pazienza di rispondere alle domande che insieme ai colleghi intendiamo formularle. Allora, una prima domanda introduttiva mi permetto di fargliela io, dottore, nel senso che è stata un'audizione molto lunga, a tratti posso capire anche faticosa, e poi a quella audizione sono seguito un lasso di tempo e anche altre audizioni che magari lei avrà potuto ascoltare. Qualcuna sì, quella che potevano essere interessate. Allora volevo chiederle innanzitutto, alla luce del tempo trascorso, alla luce anche magari di altre audizioni che ha fatto, alla luce magari di uno sforzo di memoria supplementare che ha articolato in questo arco temporale, lei ritiene di dover magari aggiungere qualcosa, precisare rispetto ai temi che aveva toccato l'altra volta, oppure ritiene di rimanere così e andiamo avanti solo con ulteriori domande? Se permette, Presidente, tanto buongiorno a tutti gli onorevoli deputati. Un'unica circostanza io intendevo in qualche modo chiarire, perché poi purtroppo la seduta si è conclusa, l'onorevole Migliorino mi ha mostrato una foto, poi lo stesso onorevole Migliorino correttamente, nonostante io nella visione dell'immagine che egli mi aveva mostrato ritenevo che quello fosse erroneamente il vicolo di Montepio, poi riguardandola con calma mi sono accorto che quello non è il vicolo di Montepio, ma è via De Rossi, e peraltro quella foto mi ritrae dinanzi al furgone della Misericordia che alle 23:30 portò via il corpo del dottor Rossi. Io non ricordavo, grazie a quella fotografia e a ciò che è avvenuto dopo, non ricordavo che dopo essere uscito dal Monte dei Paschi, quindi dalla sede centrale di Monte dei Paschi, mi ero recato insieme ai colleghi in via De Rossi, laddove peraltro ho stazionato pochissimo, io penso non più di 20 minuti circa, perché poi con il collega Natalini ci siamo recati a piedi presso l'abitazione del dottor Rossi, che era in via Garibaldi, quindi siamo dovuti risalire da via De Rossi, prendere banchi di sopra se non erro, risuperare piazza Salimbeni, fare via Montanini e poi ridiscendere in via Garibaldi. Immagino che quella foto che lei mi ha mostrato, onorevole, sia scattata prima delle ore 23, per una semplice ragione, perché consideri, io l'ho in qualche modo ricollegata, ricostruita la cosa. Noi usciamo più o meno intorno alle 22:25, 22:30 da piazza Salimbeni, ci rechiamo in via De Rossi, all'interno del vicolo è entrato solo il dottor Marini, e io di questo avevo ricordo, e noi rimaniamo fuori, discutiamo sul da farsi, ripartiamo, riscendiamo nuovamente, quindi il tempo di arrivare in via De Rossi, cercare di capire cosa fare, trovare lì il dottor Fortunato, che peraltro in quella foto credo che sia proprio accanto a me, e poi andare nuovamente in via Garibaldi, credo non siano passati più di 20 minuti, ecco perché le dico che probabilmente la foto è anteriore alle 23. È anteriore alle 23 anche perché come riferivo la volta scorsa, prima di entrare a casa di Rossi noi abbiamo perso del tempo e alle 23:55, se non erro, il dottor Fortunato, dentro l'abitazione di Rossi, notifica l'invito, l'avviso al fratello, credo, della signora Tognazzi per l'autopsia, per l'incarico autoptico del medico legale che si sarebbe tenuto il giorno successivo.
alle 005 inizia il verbale di sequestro redatto dal dottor Fortunato e che reca anche la mia firma. Quindi, oltre a dar atto della mia presenza presso l'abitazione di Rossi, reca anche la mia firma. Quindi voi dovete considerare che noi prima di entrare abbiamo perso del tempo, abbiamo fatto un'attività perquirente, quindi abbiamo cercato delle cose, quindi del tempo ovviamente lo abbiamo perduto. Nel mentre c'è la notifica dentro l'abitazione di Rossi da parte del dottor Fortunato, alle 005, se non ricordo male, ma è facilmente rinvenibile dai verbali del fascicolo, inizia il verbale di sequestro. Quindi ecco perché io dico quella foto deve essere necessariamente scattata prima delle ore 23, perché noi dobbiamo fare la strada, arrivare lì, superare in qualche modo, o meglio, non è superare, risolvere i problemi legati al nostro accesso all'abitazione del dottor Rossi, fare quel tipo di attività. Quindi si perde del tempo. A ciò aggiungo che è necessariamente in un orario antecedente perché, come risulta dal verbale di rimozione del cadavere, il cadavere viene rimosso alle 23:30. E se io ho alle mie spalle il furgoncino della misericordia, il cadavere non può essere, era ancora lì, era ancora giacente sul selciato e io ero fuori dal vicolo di Montepio. Devo dire che probabilmente, poiché non avevo fatto lì alcuna attività, non avevo effettuato io l'ispezione esterna del cadavere, ma come ha riferito il collega Marini l'hanno fatta lui e il medico legale, il dottor Gabrielli, io evidentemente, proprio perché non avevo fatto alcuna attività, avevo rimosso questo lasso temporale, cioè questo passaggio, accompagnando in via De Rossi il dottor Marini col dottor Natalini e tornando indietro. Circostanza questa che peraltro mi è stata ricordata non solo dalle audizioni dei colleghi, ma se non erro, se non ho inteso male, anche dall'audizione del dottor Mugnaini, il giornalista dell'ANSA che avete audito, il quale riferisce di averci incrociato, lui arrivava da Firenze, il quale riferisce di averci incrociato mentre noi eravamo appena usciti sostanzialmente da Rocca Salimbeni, riferisce a questa commissione che eravamo soltanto noi tre, che non c'era nessun altro insieme a noi, di averci seguito sino in via De Rossi, di avere notato che solo Marini era entrato nel vicolo mentre io e Natalini stazionavamo fuori dal vicolo e che pochi minuti dopo io e Natalini siamo andati via. Addirittura, se non erro, lui riferisce a codesta onorevole commissione che uno dei due, Omeo Natalini, gli è persino passato davanti, anche se non ricorda chi. Quindi questa era la cosa che io intendevo in qualche modo precisare. Presidente, io le chiedo scusa, ma la volta scorsa, su sua richiesta, nella parte che è stato oggetto di segretazione, lei mi ha chiesto di redigere una relazione rispetto a quelle dichiarazioni che io avevo reso in parte segretata. Relazione che io ho predisposto, che ovviamente riguarda atti che, per quanto mi riguarda, non essendo più alla Procura di Siena e non essendo più applicato a quel procedimento dal dicembre del 2019, sono ancora coperti da segreto. Si tratta... Siamo in regime di segretazione? Sì, si tratta, non ho io ovviamente la disponibilità del procedimento, si tratta di appunti sparsi e che in qualche modo avevo anche prima di rilasciare, prima di avere la revoca dell'applicazione da parte del Procuratore Generale della Repubblica, su richiesta congiunta dei due procuratori della Repubblica, il procuratore di Siena e il procuratore di Firenze, e sono degli appunti, diciamo, ordinati che io avevo fatto per me proprio perché per verificare se si dovesse o meno effettuare ulteriori approfondimenti. Quindi quelli sono gli appunti che avevo preso all'epoca. Lei troverà che ci sono pure pezzi di sommarie informazioni, ci sono i risultati delle analisi effettuate, quindi dalla polizia giudiziaria tecnica che fu delegata all'epoca. Confermiamo che è segreto questo? Sì, è certamente un atto coperto da segreto, perché non so se il fascicolo è stato definito oppure no. Allora cominciamo con le domande, allora, dottor Nastasi. Io comincerei di chiederle di ripercorrere
la circostanza della telefonata che lei ha ricevuto circa appunto il decesso di Davide Rossi dal signor Roberto Rossi, che è stato audito dalla nostra commissione nelle settimane scorse. E, mi pare di ricordare che lei aveva così collocato quella telefonata poco dopo le 21. Non si è sorpreso, quando ha ricevuto questa telefonata, del fatto che quello che faceva la prima telefonata, che per primo la informava di questa circostanza, fosse, come dire, un cittadino comune, tra l'altro che in quel momento non era neppure a Siena, rispetto alla polizia giudiziaria. È normale che siano i cittadini comuni che chiamano e non sia la polizia giudiziaria. Tra l'altro lo stesso Roberto Rossi ci ha detto che lui ha chiamato anche il colonnello Aglieco e il questore, entrambi quando gli hanno risposto sembravano non essere a conoscenza del fatto. Questo elemento l'ha incuriosita, ci avete pensato su quando è capitato, la cosa è stata poi considerata oppure ritenuta irrilevante? Guardi Presidente, intanto non mi ha chiamato Roberto Rossi, mi ha chiamato Paride Minervini. Sì. Quindi comunque è strano, cioè è un soggetto che tra l'altro... Minervini mi chiama intorno alle 21 e non mi dice chi lo ha chiamato, non me lo riferisce, mi dice mi hanno chiamato dal Monte dei Paschi, più o meno mi ha riferito questa circostanza, mi hanno detto che Davide Rossi si è suicidato, insomma. E come io ho detto l'altra volta, lì per lì, quando lui mi ha detto questa cosa, io ho risposto: cosa stai dicendo? Cioè, l'altra volta credo di aver utilizzato il termine basito, che è un termine che io ripeto in questa circostanza. Devo dire che sulle prime io non ho, come dire, avvertito sorpresa per il fatto che mi chiamasse Minervini dicendomi: mi hanno chiamato dal Monte dei Paschi, mi hanno detto che si è suicidato Davide Rossi, dicevo ti sto chiamando, so che tu stai facendo le indagini sul Monte dei Paschi, ti sto chiamando. Devo dire che non mi ha cioè questa cosa sulle prime non è, cioè, devo dire che non è che mi ha colto, la cosa che mi ha colto di sorpresa è che era morto Davide Rossi. Beh, non è stato sorpreso per esempio che il procuratore titolare di turno, quando lei l'ha chiamato, pure cadesse dalle nuvole? Cioè, Guardi, infatti io ho detto subito a Minervini, perché la mia, superata diciamo la sorpresa nell'avere appreso che il dottor Rossi si era suicidato, la prima cosa che dico a Minervini, col quale ci diamo del tuo, che è stato mio consulente per diverse cose, è persona che stimo, col quale ci diamo del tu. Io dissi: guarda Paride, io non sono di turno, chiamo immediatamente Nicola, intendendo Nicola Marini. E così feci. E devo dirle che io mi sarei aspettato, per una situazione del genere, che il collega di turno fosse già informato dalla polizia giudiziaria, no? Cioè, stiamo parlando della morte del capo dell'area comunicazione del terzo gruppo bancario italiano. Non è che stiamo... Ora, tutte le morti sono uguali, tutte le persone hanno diritto ad avere attenzione da parte dell'autorità giudiziaria, tutte le persone che purtroppo decedono, ma date le circostanze, e non sto qui a ripeterle, che vi ho raccontato la volta scorsa e vi ho rappresentato, ovviamente quella era una cosa di una certa rilevanza. Cioè, noi stavamo sui giornali da 4 mesi sostanzialmente tutti i giorni, e quasi tutti i giorni in prima pagina. Cioè, la polizia giudiziaria, la polizia interviene, trova sul selciato il cadavere del capo dell'area comunicazione del terzo gruppo bancario italiano, che è oggetto di attività investigativa massiva, direi io, da parte della Procura della Repubblica, che sta sulle prime pagine dei giornali da oltre 4 mesi, dal 22-23 gennaio, quindi siamo 2 mesi quasi,
quando io chiamo Marini e Marini mi dice ma chi è David Rossi? Cioè non mi ha chiamato nessuno, chi è David Rossi? Però detto questo, onorevole Presidente, io non so cosa dirle, nel senso, questo è quello che è avvenuto, con questa linearità, che poi la polizia giudiziaria abbia, la polizia i carabinieri, io non so chi ha chiamato Marini perché io non ho avuto interlocuzioni con Polizia di Stato e Carabinieri prima di parcheggiare, Polizia di Stato e Carabinieri di Siena, prima di parcheggiare più o meno davanti al Tribunale. Quando, una volta, come ho detto la volta scorsa, arrivato dinanzi al Tribunale, parcheggiando, dove ero parcheggiato, chiamai il capitano Manichino, all'epoca il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Siena. Prima di allora, quindi o prima delle 21:35, 21:40, ecco, io non ho avuto alcuna interlocuzione con alcun appartenente alle forze dell'ordine che facesse servizio presso la città di Siena. E questo per ovvie ragioni, direi io, poiché non ero il magistrato di turno esterno quella settimana, perché il magistrato di turno esterno era Nicola Marini. Quindi i carabinieri o la polizia o la guardia di finanza o i vigili urbani avrebbero dovuto contattare il dottor Marini. Invece a dargli la notizia sono stato io. E devo Viene dirle, che è un po' anomalo, ecco. diciamo che Tenuto conto che, almeno stando a quello che ci viene riferito... Diciamo che questa è una cosa che non avviene nella normalità della comunicazione, perché la comunicazione immediata è fatta dalla polizia, cioè da coloro delle forze dell'ordine che intervengono sul posto, che si accertano immediatamente di cosa è successo e ovviamente chiamano il magistrato di turno. Detto questo, posso anche dirle che a me è capitato una volta di avere ricevuto la notizia di un arresto dal difensore di fiducia nominato dall'arrestato, perché ancora non mi avevano contattato. Quindi, voglio dire, e anche quella ovviamente non è una cosa normale, no? Nel senso che il difensore abbia il numero di telefono del magistrato del turno e che contatti il pubblico ministero di turno. Tant'è che quando mi chiamo il difensore gli dissi guardi io non so nulla, non so di che cosa stiamo parlando, io non ho idea, devo guardare gli atti, non sono stato avvisato da nessuno. È una cosa che obiettivamente è abbastanza, come dire, potremmo definirla singolare, anche perché io non ero di turno. Sì, sì. E devo dire, non è che è difficile trovare il magistrato di turno, c'è un numero di telefono dedicato, c'ha un telefono dedicato, quindi... E sul posto c'era il comandante provinciale dei carabinieri, cioè non... Ma guardi, ma non è solamente quello, sul posto, al di là del fatto che a quanto pare ci fosse anche il colonnello Aliego, c'era la volante ha sicuramente contattato la dottoressa Baiocchi, che era il vicequestore aggiunto, che era la loro comandante, addirittura apprendo che un cittadino, Roberto Rossi, che io non conosco, ha persino lui telefonato, una volta arrivato lì, al comandante provinciale dei carabinieri lo apprendo dall'audizione, quindi ovviamente posso avere errato nell'ascolto di quanto riferisce il dottor Rossi, però il dottor Rossi dice di avere chiamato Aliego e il questore Benedetti, il colonnello Aliego e il questore Benedetti, dicendo che loro due non sapevano nulla, o gli parve che i due che lui ha contattato erano al momento ignari di quanto fosse accaduto. Quindi questo è. Io so solo che ricevetti quella telefonata dopo le 21 e che immediatamente, ovviamente, chiamai il collega di turno, che era quello che dovevo fare nel momento in cui apprendo quella notizia. Cioè, io non posso fare altro che chiamare il collega di turno. Veniamo a un'altra circostanza che pure è emersa nelle audizioni successive alla sua precedente. E lei il giorno 7 di gennaio, marzo, si recò per acquisire tra l'altro la mail inviate e ricevute da Rossi, sì, e verificare, in quell'occasione verificò che l'account MPS era stato disconnesso.
lei verificò chi aveva dato l'ordine di disconnettere questo account, ha fatto delle verifiche a tale proposito? Cosa ci può raccontare, Guardi, cosa ricorda Presidente, di quella circostanza? Io devo dire, questa circostanza la ricordo per il solo fatto che risulta verbale. Cioè, se noi prendiamo... Se noi prendiamo il verbale, il 7 di marzo col collega Natalini e la polizia giudiziaria che ci assiste in quella circostanza, noi facciamo 2 verbali. Un verbale di esecuzione di decreto di ispezione informatica e di sequestro probatorio, che è delle ore 10:30, e poi un ulteriore verbale di ispezione informatica e di acquisizione atti, che è delle ore 14:30. Nel primo verbale, oltre a dar atto di quelli che sono stati i sequestri che vengono posti in essere, si dà atto della circostanza che era intervenuto alle operazioni, è la pagina 2 di 3 del verbale, il dottor Stefano Pieri, il quale ha proceduto, amministratore di sistema per l'area direzione generale di Rocca Salimbeni, il quale ha proceduto all'effettuazione delle operazioni sotto la direzione dei sottoscritti. Tentativo di accesso al PC di Rossi David attraverso le sue credenziali. Successivamente, previo riscontro dell'avvenuta disabilitazione dell'utente, avvenuta in data odierna, procedeva alla richiesta di riattivazione alle strutture del consorzio operativo. Quindi, ad attivazione avvenuta, procedeva all'assegnazione di una nuova password volta a consentire al personale della polizia postale l'accesso al desk utente. Ritengo che la disabilitazione dell'utenza sia avvenuta dalla sistemistica, probabilmente per evitare che qualcuno avesse accesso all'utenza di Rossi da remoto. Io sulle prime devo dire che io non ricordavo di essermi alterato, come ho letto anzi dai giornali rispetto al resoconto del dottor Pieri. Evidentemente se l'ho fatto è perché temevo che ci potesse essere una qualche alterazione nel dato contenuto all'interno del PC di Rossi, che noi dovevamo mettere sotto sequestro. Tanto è vero che chiediamo i file log di accesso a quel computer. E di questo se ne dà atto nell'altro verbale, quello delle ore 14:30. Perché viene sospeso il verbale? Perché quello delle 10:30 viene sospeso intorno alle 13, viene chiuso alle 13:35. E si dà atto che alle operazioni di perquisizione è presente anche Leandri Fabrizio. Leandri Fabrizio era il responsabile dell'area, io lo dico alla latina, audit del Monte dei Paschi, il quale nel corso dell'attività, c'è scritto a verbale, ha richiesto al dottor Montalbano e al dottor Bernardini del consorzio operativo il ripristino della password disabilitata, nonché il backup della casella di posta elettronica in uso al dottor David Rossi, nonché il rilascio in forma digitale dei file di log dalle ore 20 di ieri, 6 marzo, alle ore 12 del dì odierno. Cioè, noi apprendiamo questa cosa, diciamo, com'è possibile? Qualcuno è per caso entrato da remoto all'interno del computer di Rossi, perché il computer di Rossi è stato abilitato, chiamiamo l'area audit di Monte dei Paschi e il responsabile dell'area audit del Monte dei Paschi, che è l'area di revisione interna, cioè, per chi non è uso alle questioni bancarie, l'audit è l'area di vigilanza interna della banca, no? E chiediamo, intanto
di contattare immediatamente i responsabili del consorzio operativo e poi di farci avere immediatamente i file di log dell'accesso ai computer di Davide Rossi. Cosa che avviene, e se ne dà atto a verbale, il giorno stesso alle 14:30 nel verbale di ispezione informatica. Perché nel verbale di ispezione informatica si dà atto e sono allegati i file, è allegata l'email con i file di log. Peraltro lei ce l'ha anche, la può trovare facilmente questo verbale di ispezione informatica, perché questo è un argomento che peraltro io ho rassegnato al procuratore generale il 15 dicembre dello scorso anno, e voi avete in atti, poiché da me consegnata la scorsa volta, la mia relazione al procuratore generale di Firenze con gli allegati. Tra gli allegati ci sono i 2 verbali. E noi troviamo che abbiamo lì dei file log in orari, noi qua lo troviamo, alle 21:50 c'è il locked, alle 21:56 unlocked, all'1:24 locked, all'1:37 unlocked. Sentiamo il dottor Bernardini, che è uno dei responsabili dell'area sistemisti, il quale dice ai 4:20, il quale aveva fatto accesso ed era andato a verificare il riscontro in merito agli accessi del 6 marzo. E il dottor Bernardini mette a verbale i 4 eventi di cui alla mail allegata, cioè quei 4 di cui ho a testé detto, sono dovuti a meccanismi di, virgolette, riattivazione del sistema operativo a fronte di sollecitazioni meccaniche esterne, movimenti di mouse ovvero di tastiera, effettuati in coincidenza ai predetti orari, tutti debitamente verificati e riscontrati. Pertanto si può affermare che non è stato effettuato alcun accesso al PC in uso a Rossi nei predetti orari, né da postazione fissa né da remoto. Cioè noi abbiamo chiamato il sistemista che ci ha spiegato che il computer di Rossi non era stato alterato né dalla postazione fissa né da remoto. Lì ci siamo tranquillizzati perché alle 21:50, alle 21:56 all'interno di quell'ufficio c'erano 3 magistrati e polizia giudiziaria, all'1 e sapevamo di non avere fatto accesso ovviamente al computer, e all'1:24 e all'1:37 lì dentro c'era la polizia scientifica che stava all'1:24 che c'è l'unlocked, credo il locked, all'1:24 c'è la polizia scientifica che sta facendo il sopralluogo. Quindi escludiamo che quel spostamento di mouse o quel movimento di tastiera che qualcuno abbia provato a forzare il computer di Rossi, e così facendo accesso e eventualmente modificandone il contenuto. Un'altra domanda, faccio una domanda diretta, poi lei capirà anche il motivo. Lei è certo di non essere entrato nella stanza di Davide Rossi quando poi siete risaliti prima dell'arrivo del dottor Marini? No, non sono certo di questo. Io, se non ricordo male, prima è entrata la polizia scientifica. No, cioè la polizia scientifica è entrata dopo. Cioè Che io credevo... No, quando c'è il primo accesso... Ho capito, no, fa riferimento all'accesso delle 21:40, 21:45. Il primo accesso. Così. Guardi, Presidente, io ho un ricordo che comprendo è diverso da quello dei miei colleghi, ma non ho difficoltà a riferirlo. Io ricordo che all'interno di quella stanza entrammo insieme tutti e 3, e che prima di entrare in quella stanza io chiesi al sovrintendente Marini se erano stati effettuati dei rilievi fotografici o dei rilievi video, e che solo dopo la risposta del sovrintendente Marini la risposta positiva del sovrintendente Marini, che ci disse che era stato girato un video, che c'era un video che riprendeva i luoghi, noi entrammo in quella stanza. Io ho ascoltato sia l'audizione, e poi ho letto i resoconti, sia l'audizione del dottor Natalini sia l'audizione del dottor Marini, i quali dicono che Marini è intervenuto immediatamente dopo il nostro ingresso. Io ho un ricordo leggermente diverso. Consideri che sono passati 9 anni, che
che una circostanza di questo tipo nella, come dire, nella consecuzione dei tempi, trattandosi di comunque circostanze che Marini se è arrivato un minuto dopo, cioè 2 minuti dopo, quindi è possibile un cattivo ricordo mio, così come è possibile un cattivo ricordo dei colleghi, cioè a me non pare come dire, di particolare rilevanza. Sì, è solo per cercare faccio delle domande che Sì, permettono di trovare dei punti di sintonia rispetto ai ricordi dei diversi protagonisti di quella serata. Peraltro questa circostanza, anch'io l'ho inserita nella relazione al mio procuratore generale. È chiaro, per quanto io possa ricordare dopo 9 anni, cioè sono momenti concitati e tutto avviene nell'arco di pochissimi minuti. Ovviamente, cioè non stiamo parlando, cioè Marini non è arrivato un'ora dopo, e allora tu dici, come fai a dire che Marini è arrivato un'ora dopo? E dici che invece è con te? Cioè, se il dottor Marini è entrato dopo me e Natalini, che eravamo insieme, che siamo entrati insieme, è entrato 1 minuto dopo. Cioè, questo è quello che voglio dire. E quindi è obiettivamente, come dire... Va bene così, dottore. Fa parte della memoria. Ecco. Va bene così. Adesso la parola all'onorevole Migliorino, che si era prenotato già dalla scorsa seduta. Grazie Presidente, grazie ancora al dottor Nastasi. Ovviamente a seconda un po' delle sue dichiarazioni io dividerò, come solito, questa commissione, la parte libera e la parte segretata. Inizierei dalla parte libera ovviamente. E ritorniamo, diciamo, a quel caso della foto con cui lei ha iniziato. La mia domanda sulla foto, ecco, era riferita al fatto che, avendo le mascherine oggi e in quella sera lei aveva cappello, occhiali, un giaccone, poteva risultare leggermente difficile capire se era lei oppure no. Quindi mi permisi di fare quella dichiarazione poi alla fine. Io la ringrazio di questo. Era solo per questo. La ringrazio che lei poi dopo l'audizione ha fatto sì, quella precisazione, nonostante il circo mediatico mi abbia messo nel tritacarne dicendo che avevo fatto gaff, che mi ero contraddetto. No, ci tenevo perché cioè io non faccio molte volte comunicati stampa, anche perché una mezza intervista ho fatto, diciamo, stavo col passeggino, ecco, quindi con la mia bimba e con la mia compagna, e diciamo è stata un po' strumentalizzata, quindi effettivamente cerco sempre un po' di evitare adesso, diciamo, interviste o cose così, però quel comunicato stampa secondo me era un attimo doveroso farlo, perché così si metteva un attimo in chiaro, diciamo, questa situazione. Però ovviamente quella domanda aveva l'intenzione di conoscere se era lei, anche perché noi siamo in possesso di altri video e di altre foto. Certo. Quindi da questo punto di vista io volevo capire bene, lei ha rilasciato, diciamo, il perché l'agente romano della polizia scientifica si trovava con voi poi a fare, diciamo, la perquisizione alla casa della moglie del dottor Rossi, e a me risultava molto strano. Primo perché lei sta parlando molto di verbali, però quando poi i verbali dicono cose un po' diverse, allora i verbali sono sbagliati. Nel verbale, penso che sia stato firmato anche del vicequestore aggiunto Fortunato Sabatino, e non c'è il nome dell'agente romano. A noi sembrava molto strano che l'agente romano faceva delle riprese, ecco, quindi il suo lavoro di polizia scientifica, fino a circa le 11:30. Poi avevamo un buco di 1 ora e 20 minuti, perché poi lei riprende a fare delle foto nella stanza a 00:50. Quindi noi abbiamo chiesto all'agente romano: ma che cosa è successo in questo ore? Diciamo che la versione dell'agente romano è diversa da quella che rilasciò lei. Cioè lei ha detto che c'era un mezzo alterco e quindi avete chiamato, diciamo, un supporto, o il vicequestore aggiunto chiamò un mezzo supporto e fu mandata l'agente romano. È così? Lei dice su un certo alterco, mi pare addirittura tra il fratello del dottor Rossi Filippo, che forse... Guardi, onorevole, intanto l'agente romano non l'ho chiamata io. Ok, sì, lo disse la volta scorsa. E lo chiamo, se non erro, perché io non ho il numero di telefono dell'agente romano, non ho niente di tutto questo. Certo. La chiamò, per quello che posso ricordare io, il dottor Sabatino Fortunato. Bene, a noi sa perché risulta particolare, perché noi abbiamo dei video dove fanno vedere che ci sono 2 o 3 forze della Digos, agenti della Digos. Dove? Sempre nel vicolo, che entrano e escono. Questi proprio entrano e escono, abbiamo foto e video. Sì. Poi abbiamo
la Guardia di Finanza addirittura, che entra e esce È dal vicolo. possibile. Poi c'erano molti carabinieri, sia in divisa che In in borghese. borghese. Sì. Poliziotti pure, ce n'erano molti sia in divisa che in borghese. Addirittura a un certo punto sono arrivati pure i vigili urbani. Ecco. Ora, tra tutta quanta queste persone, forze dell'ordine, per un alterco che lei ci ha raccontato, non lo so se poi era il fratello o qualcun altro, voglio dire, però lei ha detto che era il fratello Filippo, mi pare. Filippo. Ecco. Che cosa succede? Che tra tutti chiamano la polizia scientifica che stava facendo un lavoro. Onorevole, io non so che No, dirle. ma però le dico... La chiamò senza che io chiesi nulla al dottor Sfortunato, la chiamò il dottor Fortunato. Benissimo, e quindi ecco, diciamo che per arrivare, questo alterco è avvenuto quando avete cominciato a fare l'ispezione? No, È successo un avvenne po' per prima? strada. Per strada? Guardi, lei ha presente via Garibaldi, sta a Siena, Sì, sì, ha certo, presente certo. dove abitava all'epoca il Sì, sì, dottor Rossi? 48. C'è un portone. Sì. Poi all'interno del portone c'è un androne, io ci sono entrato solo quella volta, guardi, Ok. di notte, quindi posso anche sbagliare nei ricordi, ovviamente. Noi eravamo fermi all'ingresso del portone, cioè prima di entrare nell'androne. Ok. C'erano delle persone, Sì. noi arriviamo là, c'è il signor Filippo Rossi, non è un alterco, non è un Sbagliato alterco, forse. perché non abbiamo, guardi, non ci sono state né urla, niente ok. di tutto questo. Noi chiediamo la possibilità al dottor Filippo Rossi di entrare, perché, e spieghiamo, anzi lo spiego io al dottor Filippo Rossi, abbiamo la necessità, mi dispiace per quello che è accaduto a suo fratello, primo, Certo, perché prima si è uomini, poi si è tutto il resto. certo. Mi dispiace per quello che è accaduto a suo fratello, abbiamo però la necessità di comprendere che cosa è successo. Quindi vorremmo, se non è, vorremmo fare un'attività di sequestro, di perquisizioni, se ci sono, di agende, appunti, quaderni, telefoni, iPad, computer, che ci possano in qualche modo aiutare a comprendere quello che è accaduto questa sera. Lei potrà immaginarsi, onorevole, quali fossero le condizioni del signor Filippo Rossi. Gli muore un fratello. La prima cosa che dice: no, voi non entrate. Gli dico: guardi, non faccia così, perché possiamo eventualmente anche utilizzare la forza pubblica per entrare. No, io non la faccio entrare. Cioè, succede questa cosa, ma non senza che venisse alzata la voce. A un certo punto il dottor Filippo Rossi mi mette le mani addosso, mi spinge, come se mi spingesse. E il dottor Fortunato riteneva di doversi portare il signor Filippo Rossi in caserma, tant'è che io, come ho detto l'altra volta, mi sono girato verso il dottor Fortunato e dissi: guardi, non se ne parla, cioè, ma che cosa sta dicendo? Cosa parliamo? Vediamo di risolvere il problema, cerchiamo di capire. Nel frattempo, ecco perché le dico, eravamo fuori, nel frattempo passa di lì l'avvocato Lepri, il quale, l'ho anche detto la volta scorsa, onorevole, no, l'ho anche detto la volta scorsa e l'ho anche riferito il dottor Natalini. Passa l'avvocato Lepri, che passava di lì perché stava passeggiando il cane. Per puro caso, sostanzialmente. Stava passeggiando il cane ed era in via Garibaldi, il quale conosce la famiglia Rossi, tanto è vero che l'avvocato Lepri sarà il primo difensore della signora Tognazzi. Se lei ha modo e voglia di guardare il fascicolo, lei troverà che c'è la nomina di fiducia dell'avvocato Lepri, quale persona, avvocato della persona offesa, da parte della famiglia, credo Tognazzi. Poi verrà sostituito dall'avvocato Goracci. E insieme all'avvocato Lepri, fuori, quindi sul marciapiede, noi riusciamo a risolvere, diciamo, queste resistenze, chiamiamole così, da parte del familiare del dottor Rossi, e riusciamo a fare accesso all'abitazione. Tutto questo avviene sul marciapiede, non avviene dentro l'abitazione, non avviene sul pianerottolo, non avviene nell'androne, avviene perché se no... Mi perdoni. Prego. Infatti forse lei mi sarà scappato. Anzi no, le chiedo scusa, e le dico, se io ho un ricordo che è più o meno fotografico, cioè io sono in via Garibaldi, se non ricordo male, ma anche qua la prenda col beneficio di inventario, l'avvocato Lepri veniva da Piazza del Sale, quindi veniva da 100 metri più su, ecco,
e si avvicinò. Sì, è chiaro. E io chiesi l'invio di un'ambulanza, perché io in quella circostanza appresi che la signora Tognazzi stava male. Tanto è vero che noi non abbiamo perquisito la polizia, noi non siamo entrati nella camera dei signori Rossi Tognazzi, perché la signora Tognazzi stava male ed era a letto. No, ma sia chiaro, anche in questo caso a me piace che lei risponda, diciamo, però io faccio delle domande un po' più puntuali soltanto per arrivare, ecco, al mio motivo. Voi avete dato quella sera ordine di perquisire, di controllare gli uffici, ad esempio del terzo piano, del quarto piano, l'ufficio a sinistra, la camera No. Non avete dato questo ordine? No. Quando voi siete saliti verso le 10 meno 10 più o meno, fino alle 10:30, da quello che più o meno dicono i verbali e dalle audizioni ascoltate, quindi nessuno di voi è andato a controllare in quelle altre stanze? Non avete dato, diciamo, ordine di capire, ma ci sono delle macchie di sangue da quest'altra parte, qualche oggetto rotto in un'altra stanza, cioè questo non l'avete fatto? No, E quando siete andati via alle 10:30 avete ordinato a qualcuno di farlo? No, onorevole, No. non l'abbiamo fatto. Guardi, io allora, lei sa, no, però mi faccio- però anche, no, per comprenderci, lei sa da chi sono occupate le altre stanze in quel Sì, più o meno abbiamo tutta quanta una la certamente mappa, della cioè. dottoressa Bondi, che poi viene sentita a Certo. sommare informazioni, una della dottoressa Calgani, che viene sentita a sommare informazioni, dall'altro lato chi c'è? Filippone? C'era Filippone, Che viene continua l'ufficio, arriva fino in che fondo. viene sentito a sommare informazioni in quella stessa circostanza. No, Filippone non viene credo, sentito alle che ci 11:20. fossero altre persone presenti a quel Fili- piano. No, però non Quella avete sera. controllato e non avete dato ordine di farlo. Quando siete andati via alle 10:30 c'è rimasto qualche piantone davanti alla porta o soltanto la porta era rimasta sigillata e basta? È risultato al verbale e lo dovremmo No, riguardare. ma lo so, però io lo sto chiedendo, perché magari nei verbali ci sono scritte alcune cose, poi come ci dice lei magari sono altre, cioè la dottoressa Romano nel verbale non c'è, però voi ci dite che in verità la dottoressa Romano, l'agente Romano c'era. Dove? A casa del dottor Rossi. quando Guardi che lo dice lei, io non me lo ricordo, lo dice lei, è vero, che è stata vero, chiamata. perfetto. Punto. Ed è verissimo, Cioè, però nel verbale non c'è. poi se entra, e può essere che non sia entrata, io non so se è entrata a casa di Rossi, No, non però me lo perdono, ricordo se è benissimo. No, entrata. ma non è importante Ecco. questo. Io quello che dico, Se non è entrata a casa di Rossi non può essere a verbale. mi onorevole. perdoni, lei mi ha risposto che a verbale queste cose non ci sono. Allora noi abbiamo un video che dimostra chiaramente che mentre voi, nel senso non c'era più nessuno a quel terzo piano, ecco, voi non c'eravate più, questo Sì. volevo dire, tutto quanto il terzo piano degli uffici del terzo piano sono tutti quanti illuminati al giorno, cioè c'è tutta quanta luce, addirittura una finestra addirittura è aperta. Lei mi può garantire che non c'è stata nessuna attività dalle 10:30 fino a quando poi siete arrivati a 00:50? E come me lo garantisce? Scusi onorevole, attività da parte di chi? Ma la parte di chi non lo so, ma io ho fatto una domanda, lei mi può garantire che tra le 10:30 che siete andati via Guardi a onorevole, 00:50 non vi sia stata nessuna attività al terzo quando piano, io dottor sono Rossi? quando io sono andato via insieme ai miei colleghi alle 22:30 circa, perché alle 22:30 il dottor Manini dà ordine di sequestrare l'ufficio e di porre i sigilli all'ufficio, io, Marini e Natalini, anzi Marini, Natalini ed io, usciamo da Rocca Salimbeni e rimangono là dentro, rimane là dentro la Polizia di Stato, cioè rimangono là dentro coloro che hanno proceduto materialmente a mettere i sigilli. Quindi No, il io non so dottor chi... Livio Marini lo troviamo davanti al vicolo. A che ora, scusi? Abbiamo proprio i video, abbiamo... No, se lei mi dice a che ora? Sì, ma c'ha pure Cioè, voglio riferito- dire, onorevole, io le chiedo scusa. Ce l'hanno pure riferito. Allora, ci hanno detto No, che però tu- io le sì. chiedo scusa, onorevole, e non voglio mancarle di rispetto. Questo non è rischia tutto. Cioè, lei o mi aiuta a comprendere, oppure mi fa le domande che poi possono anche, e sono nocive, possono ovviamente farmi cadere in errore. Quindi se lei mi dice il video del sovrintendente Marini che è davanti al vicolo, se mi fa la cortesia di dirmi anche a che ora, Va bene, allora facciamo possiamo in questa qualche parte modo qua, dopo quando andiamo in segreto glielo faccio vedere. possiamo va in bene? qualche modo ragionare, perché sì, se sì. no, le chiedo scusa, io sono qui in veste di persona che ha tutta l'intenzione di collaborare con questa commissione e mi sembra di averlo dimostrato, non solo la volta scorsa, ma mi sembra di dimostrarlo anche adesso. E però mi si deve mettere nelle condizioni di collaborare con la Va commissione. bene, giustissimo. Allora, perché così magari- lei non mi mette, purtroppo, No, nella parte segretaria non mi magari mette in vediamo un condizioni di attimino- collaborare con la Benissimo, commissione. nella parte segretaria vediamo un attimo questo video. Comunque l'intenzione qual era? Era di capire se
potevate escludere, poi allora lo vedremo dopo, se c'era stata dell'attività che magari a lei non è a conoscenza di questo, ovviamente. Io non sono allora, io non so sto se accusando di qualcuno, le qualcosa. chiedo scusa, sì. io sono andato via alle 22:30 da là. L'ordine viene dato dal dottor Marini, che dice di porre sotto sequestro quella stanza. Quella stanza viene posta sotto sequestro, c'è un verbale di sequestro, d'accordo? Bene. Io rientro lì a 00:50, mi dice lei, io adesso non ricordo, ma risulta più o meno, anche lì risulta dal verbale della scientifica. Rientro più o meno a quell'ora. Quello che sia accaduto là dentro, dalle 22:30 alle 00:50 o all'1:30 o alle 2, perché adesso non ricordo quando inizia il verbale della polizia scientifica. Io non lo so. Benissimo, quindi comunque lei, okay. No, anche perché la porta del bagno non era stata messa sotto sigillo sequestro, quindi là poi viene ritrovato una linguetta di un cerotto. Sì. Va bene, comunque andiamo avanti. Per quanto riguarda il Presidente, la volta scorsa secondo me ha fatto una domanda molto intelligente per quanto riguarda i tabulati telefonici, che da quando poi mi è sembrato e dalle spiegazioni che ha dato, lei un pochettino li ha visti, ecco, nel dettaglio, perché ci ha spiegato la chiamata in 38 secondi, eccetera. Come le dissi l'altra volta, sono stato costretto a rivederli. Ah, ok, bene, però adesso diciamo forse una mente un po'. Mi dice quella frase, lei ha detto, i tabulati che avete sono tabulati non tabulati. Lei ci ha detto, perché quei tabulati erano stati elaborati dalla Guardia di Finanza, sì, relativamente, penso, ai tabulati TIM, perché diciamo non c'erano le chiamate del telefono fisso che sono state riprese a mano dal display, o più che altro, e poi vengono riportate forse le chiamate in uscita, i messaggi ingresso in uscita dell'iPhone, no? Sì. Ora, quello che le voglio chiedere, a questa commissione, quindi almeno nella prima parte delle indagini, vengono dati i tabulati non tabulati. Questi tabulati non tabulati sono gli stessi che sono stati dati alla parte, diciamo, che garantivano, voglio dire, i parenti della vittima, cioè ai consulenti tecnici di parte, agli avvocati che garantivano, sono stati dati tabulati non tabulati? Cioè quelli che l'altra volta mi fece vedere il Presidente? Sono tutti quanti nel terzo volume del procedimento 962-2013, onorevole. Se lei prende il terzo volume del procedimento 962-2013 modello 44, lei troverà che c'è un'annotazione della Guardia di Finanza che spiega l'elenco. Questi sono i tabulati non tabulati, i tabulati veri, cioè quelli che riportano le celle, gli orari, a chi era intestata la scheda. I tabulati veri, ecco, sono stati dati alla parte, diciamo, di coloro che difendevano, possiamo dire i tabulati così, veri io credo che li abbiate anche voi, perché anche prima, immagino, che anche quando vi è stato trasmesso il procedimento, perché mentre il CD era rimasto, per quello io l'ho saputo dopo, consideri questo, io l'ho appreso successivamente. La Guardia di Finanza trasmette questa informativa e trasmette quell'elenco che è al volume 3 del procedimento 962-2013 modello 44. Dimentica di allegare il CD coi tabulati, d'accordo? Credo che vengano richiesti successivamente nella riapertura delle indagini, vengano richiesti successivamente e sono presenti in uno dei CD allegati al secondo procedimento. Beh, ci siamo arrivati. Quindi pensavo che avesse finito. Quindi ovviamente in sede di archiviazione del secondo procedimento e di opposizione all'archiviazione del secondo procedimento, la persona offesa ha avuto modo di valutare e vedere i tabulati. Non ce l'avevano, mettiamola così, quindi era difficile fare un pochettino alcuni studi, alcune, voglio dire, valutazioni che anche in questa commissione abbiamo fatto, che poi sono risultate molto interessanti. Abbiamo chiesto, diciamo, anche un po' di elucidazione a Racis, grazie al Presidente. Quindi questi qua non ce l'avevo. In verità ci sono altri dati che a noi non sono stati dati, voglio capire se sono stati dati alla parte, diciamo, che rappresentava i parenti della vittima. Vi sono delle cartelle con i backup del BlackBerry, dell'iPad e dell'iPhone. Questa commissione ha dovuto fare di nuovo richiesta per averli. Furono dati alla parte, diciamo, che rappresentava i parenti del dottor Rossi questi dati? Onorevole, se sono depositati agli atti, certamente. Ci risulta di no. Sono depositati in atti, onorevole? No, c'è scritto che ci sono questi, c'è la cartella con BlackBerry, iPhone, iPad.
Quindi... come è successo a noi nei capitoli della prima indagine, eccetera, in verità manco nella seconda, non ci sono stati mai mandati. Sono e stati lei, mandati... scusi, le chiedo scusa, ascrive a me questo comportamento? No, però allora furono dati alla parte che poteva, facciamo, fare delle analisi, perché molte volte qui è stato riferito che anche i difensori, diciamo, coloro che rappresentavano, non hanno dimostrato o voglio dire fatto un certo lavoro che potesse far capire che era un omicidio piuttosto che un suicidio, però se non potevano lavorare su alcuni dati risulta molto difficile poi che potevano fare delle analisi particolari. Onorevole, Lei le sa chiedo se scusa, sì. se sono depositati agli atti Ok. e in sede di richiesta di archiviazione la parte fa copia degli atti, non sono io a fare materialmente la copia degli atti, lo sono gli uffici della Procura della Repubblica. Ok, Se quindi- gli uffici, le chiedo scusa, Sì. no, perché sembra che qua faccia tutto il pubblico ministero, si mette pure a fare le fotocopie o anche a fare le duplicazioni dei DVD da dare agli avvocati delle persone offese. C'è un ufficio che è deputato al rilascio di copie. Se l'ufficio che è deputato al rilascio di copie erra, io che ne so? Mi scusi, cioè, Però voglio io dire, non capisco perché cosa lei devo pensa venire a chiedere a mi me? perdoni. Le dico di più, ma se la persona offesa si rende conto che manca qualcosa, ha ovviamente e può azionare i poteri che sono propri della persona offesa, dicendo: guardate, mi avete dato questo e quest'altro, risulta da un atto, da un verbale, che c'è allegato un CD, un DVD, ma questo CD e questo DVD non me lo avete dato, me lo volete rilasciare. Ovviamente è stata fatta dall'avvocato Coracci poi, no? Nella richiesta di archiviazione. Però io non ho capito perché lei pensa che io stia facendo un attacco su queste domande. Lei è un PM che indagava, mi perdoni, io le faccio queste domande mica perché sto dicendo che è colpa sua che sono successe delle No, cose. avvocato, però le chiedo scusa, Avvocato, no, ma no. se sono state date o non sono state date, io non lo so, cioè, devo dire, se hanno fatto richiesta, evidentemente, se hanno fatto richiesta di avere gli atti, gli saranno state date. Se non sono state date, non è perché qualcuno ha pensato di nasconderle, onorevole. Cioè, per cortesia, evitiamo anche i retropensieri. Perché ovviamente il pubblico ministero, quando deposita la richiesta di archiviazione e fa avviso di 408, in qualche modo materialmente si spoglia del fascicolo, non ce l'ha a disposizione. Ovviamente- Lo deposita in segreteria perché possa essere visionato dalla... No, però scusi, perché la procedura è questa. Perché possa essere visionato dall'avvocato della persona offesa, il quale può chiedere le copie e all'epoca nel termine di 10 giorni, adesso nel termine di 20 giorni può presentare opposizione all'archiviazione. E non può venire dal pubblico ministero a dire: ah, dottore, sa, mi serve un atto. No, perché l'interlocuzione è con gli uffici, non col pubblico ministero. Benissimo. Andando al 7 di marzo, lei è il primo a entrare in quella stanza. Quando si... Onorevole, non me lo ricordo. Io so solo che quando Cioè, i siamo sigilli li arrivati lì, tolgono? non lo tolgo io i sigilli, li Ok. toglie la Polizia di Stato. Anche questo non lo fa il pubblico ministero. Ma certamente. Il 7 però- di marzo, le chiedo scusa, quando noi arriviamo lì, io ricordo che addirittura fuori dalla porta noi aspettiamo, Sì. perché, come dissi la volta scorsa, su mio ordine, quando la polizia scientifica finisce il suo sopralluogo, io detti ordine che quella stanza fosse sigillata, chiusa a chiave, piantonata e la chiave portata in questura. Quando noi arriviamo lì con la polizia giudiziaria, che in quel caso era la Guardia di Finanza di Roma, perché? Perché seguiva le indagini sul Monte dei Paschi e quindi sapeva che se ci fossero stati dei documenti importanti che avrebbero potuto permetterci di fare luce su quello che era accaduto, era l'unica polizia giudiziaria in grado di valutarlo, insieme ovviamente al pubblico ministero. Ecco perché non c'è la polizia di Stato. La polizia specializzata, cioè la polizia postale, che procederà all'ispezione, insieme al pubblico ministero, all'ispezione informatica di alcune cose che verranno visionate all'interno di quella stanza, ritenute irrilevanti e lasciate lì perché erano delle chiavette al cui interno c'era di fatto pubblicità. Ecco. E arriviamo lì in questo modo, entriamo e anzi aspettiamo che la chiave arrivi dalla questura. Io rimango fuori da quella stanza perché quando io arrivo ancora la chiave dalla questura non è arrivata. Benissimo. Arriva la chiave dalla questura, viene aperto da non so chi, quella stanza, vengono tolti i sigilli ed entriamo. Se entro per primo, entro per ultimo, Ma no, per no, terzo, ma io per dico- quarto, per quinto. non ha risposto perché lei dice sono entrato quando sono stati tolti i sigilli. No, lei Che non ha faccio? risposto. Entravo dalla finestra, onorevole. C'erano i sigilli. Io non capisco Io i perché, sigilli però non mi li posso perdoni, togliere. io non penso che stia facendo delle domande
come voglio dire, però lei mi sta rispondendo in maniera forse un po', non lo so, mi sento, ma comunque. Come si sente? No, perché mi sta rispondendo in un modo, come voglio dire, cioè io le sto facendo una domanda che mi dispiace se la fanno alterare o se magari... Ma io non sono alterato, Io non- onorevole. vabbè. Ma, no, guarda, Allora, Veniamo lei dalle- alterato, facciamo no? domande brevi. ma io vorrei Però- fare... Adesso intervengo io. Sì, prego. Domande brevi, circostanziate, risposte brevi. Grazie, ecco, Certo. che questo... Ecco. Allora, quando è entrato in quella stanza, lei poi ha parlato in un verbale di sequestro di ciò che è avvenuto in quella stanza. Mi dice quanti computer sono stati sequestrati in quella stanza? Cioè nel verbale di sequestro, onorevole. Benissimo. Ora, parlando di verbali, la sera prima viene fatto un verbale dalla polizia scientifica, voi avete fatto i controlli in quella stanza e le chiedo, si ricorda quanti computer c'erano? No. Perfetto. La notte prima quindi viene fatto un verbale dove i computer sono due, un portatile e un PC fisso. Abbiamo visto foto, video, eccetera. Sì. Invece il giorno 7 i portatili diventano due. Da dove è uscito l'altro portatile? Scusi. Lei questo da dove lo trova? Nel verbale di sequestro addirittura viene fatta la foto sotto alla pancia, chiamiamola così, del computer, è un Compaq HP 6320C che la notte prima in verità in quella stanza non c'era, ma compare il 7 di marzo. Computer che appaiono, che viene detto nel rapporto, sono i 6555B HP che sta sulla scrivania, accanto al computer fisso, cioè al monitor, perché il computer fisso ovviamente stava sotto. Quel Compaq HP da dove esce? Onorevole, era nella stanza sicuramente. Se ne diamo atto a verbale era all'interno di quella stanza. Che vuole che le dica? Certo non ce l'ho portato io. Ma mi perdoni, perché lei deve vedere sempre come attacco personale se le faccio una domanda? No, io non lo sto guardando come attacco personale, onorevole. Cioè, le sto è possibile dicendo che se qualcuno in quella- Onorevole, Sì. no, allora, sgombriamo il campo. Lei non mi sta facendo attacchi personali e io non sono alterato, perché lei alterato non mi ha visto e le auguro di non vedermi mai alterato. Semplicemente, se li abbiamo sequestrati e si dà atto nel verbale di sequestro che ci sono due computer portatili, evidentemente li abbiamo trovati là dentro. Cioè, mi sembra chiaro. Ma evidentemente se era portato qualcun altro là dentro o lei ha sua insaputa e sembra normale, mi Guardi, perdoni. io non ricordo se il secondo computer portatile era conservato all'interno di un armadio e noi la sera prima non l'abbiamo veduto. E evidentemente nel corso di un'attività di perquisizione, aprendo delle ante di un armadio, ci siamo resi conto che c'era un secondo portatile, cosa che potrebbe essere. Perché noi dobbiamo sempre partire dalla circostanza che il video della scientifica dice che c'è un portatile, giusto? La scientifica va via, ok? La chiave, l'ufficio viene sigillato, la chiave portata in questura, il giorno dopo quando arriviamo i sigilli non sono stati violati. Quindi nessuno è entrato in quella stanza, onorevole. È entrato in allora quella no. stanza fin quando non sono stati tolti i sigilli. Lei è E sicuro lei pensa che lo... Scusi, però le chiedo scusa, onorevole. Sì. Però lei così mi fa una domanda sostanzialmente, come dire, mi sta dicendo qualcuno che è entrato in quella stanza ha portato un secondo portatile. ha visto ma in questa quella situazione. ma in quella stanza siamo entrati io, il collega Natalini, la Guardia di Finanza e la Polizia Postale. Ce lo siamo portati noi il computer. Va bene, quindi diciamo che in un verbale la sera non c'è, il verbale dopo c'è. No, non ci siamo capiti. Poteva essere anche all'interno di un armadio e non fu visto. Però lei non se lo, questo non se Non lo me lo ricorda. posso Perfetto, ricordare, non io posso dirle che quello che risulta a verbale è quello che abbiamo sequestrato e quello che è stato consegnato quel giorno stesso alla polizia postale ed è stata fatta la copia forense. Quando viene... Sì, sono state fatte le copie forensi. Allora, per quello quanto è il dato- riguarda... le chiedo scusa, onorevole. Il dato probatorio Sintesi, cioè, sintesi. Sì, no, No, Presidente, le chiedo scusa. Il dato probatorio è che la polizia postale noi sequestriamo quel computer e che la polizia postale ne fa copia forense. Bene, per quanto riguarda le copie forensi, sempre da verbale, ci sono gli in-case report, cioè vuol dire quando vengono fatte le copie forensi dei tre computer di cui stiamo parlando, 2 laptop e il desktop. E le copie forensi riportano l'orario in cui sono state fatte, sempre da verbale, sia chiaro. Una di queste porta del 7 di marzo alle 4:11 del mattino. Ora è sbagliato pure questo, diciamo, dalla polizia postale. Le altre riportano intorno alle 17 del pomeriggio, no? Che dovrebbe essere l'orario, visto che dalle relazioni ci dico quando vengono prese. Una di queste, Sì. mi riferisco, non so se le hai le pagine,
Se lei me lo dice lo prendo. Sì. Forse numerata. È nel primo fascicolo, le dico il volume. 962 13 2002 da 962 pagina 13 modello 44, onorevole. Arrivo sulla pagina 349 e Aspetti 395. che controllo. Sì. Da pagina 349 a pagina 395. Sì, mi dia il tempo di aprire. Ah, ok. Però in questo file è la Ha pagina detto 18. da 349? A 395.pdf è il file. E la pagina di cui parliamo appena apre è la numero 18. Sì, sto aprendo. Mi deve dare il tempo qui al computer. Prenda il suo tempo, grazie. Che non è particolarmente veloce, diciamo. Ha detto che pagina è? 18. 18 di quel file. È in giusto? case report, sì. Sì. Aspetti, 18. Sì. Sì, leggo che è acquired by at Sì, 7 cioè, se lei March, legge gli altri sono sì. degli orari, una alle 16:32, però Ah. questa alle 4:11 del mattino. E com'è possibile se... Aspetti, onorevole, però, questo se l'è portato la polizia postale. È la polizia postale che fa la copia forense. ma alle 4:11 del mattino com'è possibile se la porta era chiusa e tutto? Ma ci sarà un errore nel sistema, Eh, ovviamente, onorevole. Certo. Anche perché, guardi, la polizia postale inizia nella sua relazione, in particolare il giorno 7 marzo 2013, alle ore 10 circa, si è data ausilio nel corso di attività di indagine condotta alla Procura della Repubblica. Sì, di io Siena. ho il verbale degli orari, infatti questo orario non ritorna, è sempre diciamo, un errore, ma una correzione a mano, cioè voglio dire, se delle persone come adesso noi, come questa commissione, vanno a studiare dei verbali, trovano, ma mica uno, qua stiamo parlando di 20, forse 30, di più, e cose che non tornano, cioè io voglio dire, ma allora cioè, ci sono degli errori, sono tantissimi, cioè, se io vedo alle 4:11 del mattino... Sintesi però, Cioè, no, io però... senza troppe argomentazioni. Sì, sì, no, diciamo, volevo la domanda, capire... Onorevole, io devo dirle, non avendo proceduto ovviamente alla estrazione di copia forense, perché i computer furono sequestrati, la Ecco. postale li portò in caserma e fece le operazioni di copiatura, in Benissimo, caserma. quindi va bene, chiederemo alla polizia Ma postale. per forza, Per forza, sì. sarà un errore nel sistema, non può essere altrimenti. Certo. Invece di essere magari era impostato l'orario PM e invece di essere le 4 e qualcosa risulta Con gli altri 4. però risulta fatto bene se guarda No, proprio gli con altri qui. li sto guardando adesso. Ora, quello che le volevo chiedere, io sempre in maniera molto diretta, e lei entra in quella stanza, il dottor Pieri cerca di accedere, si vede che la password che conosceva non corrisponde, il dottor Pieri si rende conto che quel computer era stato bloccato all'accesso a quel computer, proprio disabilitata l'utenza. Sì. Ma quel computer era sotto sequestro dalla sera prima, no? Mi dice, cioè lei non mica ha dato l'ordine di bloccarla questa utenza? Ovviamente. E quando Ovvio. no, certamente no, onorevole. Ecco, allora, il dottor Pieri dice pure che lei si è un po' arrabbiato su questa cosa, ma modificare lo stato di un oggetto che sta sotto sequestro, ma è normale, si può fare? Cioè, chi è che dall'audit o chi è stato a bloccare quell'utenza? Evidentemente sarà stato qualcuno della sistemistica, E perché l'ha fatto? probabilmente per evitare che qualcuno potesse accedere all'utenza di Rossi. Probabilmente, ma questo modificare lo stato di un qualcosa che sta sotto sequestro è un reato oppure no? Sì, onorevole, lo è. E perché lei non ha proceduto contro chi aveva fatto questa cosa? Che vuole che le dica? No, perché mi risulta, ma le dico, a me pare molto particolare, no? Che chi fa questa cosa, lei quella mattina lo sa, il dottor Pieri dice pure che si è arrabbiato un po'. Lei ha richiamato il dottor Pieri, poi dopo è rientrato il dottor Pieri in quella stanza? Guardi, non me lo ricordo. Io so che quello che c'è a verbale, perché quello che c'è a verbale è quello che è accaduto. Ok, però, cioè nel senso, D'accordo. però alcune volte è sbagliato, evidentemente, altre No, volte è quello. onorevole, le chiedo scusa, se lei dice che questo verbale è sbagliato, lei mi sta accusando di avere fatto. No, ma no. No, e allora, quello mettiamo le della- cose in chiaro. Abbiamo appena detto, quello della polizia il verbale postale. è riassuntivo. No, il ho detto verbale. quello della polizia no, postale. le chiedo scusa. Eh. Il verbale è fatto dal dottor Natalini e da me. È un verbale ovviamente riassuntivo, perché non è che si dice alle ore XY succede questo, alle ore XY Certo, succede certo. così come si fanno i verbali normalmente quando si fa un'attività. Ok? Io mi riferivo a quello della polizia postale appena detto, quindi io non l'ho La accusato polizia di postale nulla. è un'altra cosa. No, però mi riferivo a quello. La polizia postale Però è sempre nella un'altra domanda cosa. precisa, mi perdoni, queste persone hanno bloccato l'accesso, le hanno detto loro che non sono stati fatti altri accessi, eccetera.
Ma viene data un'altra volta a loro la possibilità di prendere il file PST, di capire se c'era stato un accesso dalle 20 di quella sera? Lei dice che è stato passato il file di log, mi permetta, non è stato passato nessun file, perché io non so se lei sa come è fatto un file di log o se la polizia postale gliel'ha detto, anche perché viene passato nel corpo del testo di un'email un copia e incolla di quello che sempre, diciamo, coloro hanno fatto un copia e incolla pure di una parte, quindi manco tutto, e voglio dire, è messo in un corpo di un'email. Come fa a dire è stato passato in un file di log e ci viene detto quello che è successo su quel computer? Da coloro che poi avrebbero dovuto bloccare quell'accesso. Ma è particolare, voglio dire. Guardi, che... onorevole, io le posso dire questo, Sì. perché noi facciamo, lei l'ha letto il verbale? Sì, io l'ho letto molte volte. In relazione ai predetti accessi, all'esito delle verifiche tecniche dichiara, ovviamente le verifiche tecniche le fa presenti noi e soprattutto presenti i poliziotti della polizia postale, perché se lei mi dice qualcosa, io che sono uno smanettone di computer, qualcosa forse comprendo, ma ovviamente la polizia specializzata ne comprende molto più di me. Quindi questo tipo di attività viene svolta insieme alla polizia specializzata. Okay, la polizia specializzata, dinanzi a noi e alla polizia specializzata, questo che è il file PST eccetera viene preso dal come si chiama, dal server dopo. Le chiedo scusa, il dottor Bernardini, che è il dirigente responsabile area facility management di Monte dei Paschi, fa accesso con l'utenza di Rossi al registro dei log di Windows al fine di avere riscontro in merito ai suddetti accessi del 6 marzo 2013 alle ore 15:03 e poi si procedeva allo spegnimento. A quel punto, in relazione ai predetti accessi e all'esito delle verifiche tecniche, che ovviamente vengono effettuate alla presenza della postale, quindi non è che vengono effettuate così, lo lasciamo libero. Bene, quindi la polizia postale ha le chiedo accettato scusa, il file di log, quello che non è un file di log. Ne Quando arriverà la polizia postale vedremo perché ha accettato quello che non è un Onorevole, file. io non so che dirle. Beh, Noi gli accessi li abbiamo chiesti. Perfetto. Ora, Ci sono stati dati rispetto a quei 4 accessi. Abbiamo chiesto una verifica. C'è stata data una verifica, c'è stata stata risposta in quel modo, nel senso che si tratta di riattivazioni meccaniche dovute a spostamento di mouse o di tastiera e che non c'è stato alcun accesso al computer del dottor Rossi da E questo l'ha verificato, come dice lei, anche la polizia postale per uscire. Me lo mette a verbale il dottor Bernardini. No, ma il dottor Bernardini non è della polizia postale, mi perdoni, è di MPS. Le chiedo scusa, noi chiamiamo il sistemista di Banca Monte dei Paschi, il quale viene, fa quel tipo di verifiche e mette a verbale queste circostanze. Sì. D'accordo? L'abbiamo creduto e basta, oppure qualcun altro della polizia scientifica ha controllato quello che ha detto il dottor Bernardini. Ma se il dottor Bernardini mi dice evidentemente i controlli che ha fatto dal computer di Rossi sui file log di Windows dal computer di Rossi hanno dato questo risultato, il dottor Bernardini mi ha riferito quelle cose. Dopodiché, le chiedo scusa onorevole, noi facciamo la copia forense di quel computer, da cui si può vedere se qualcuno ha fatto... Che analisi sono state fatte su questa copia forense? Sono state... allora, l'ha fatta la polizia postale la copia forense. Dopodiché, sul dato tecnico non credo che siano state fatte analisi. Furono trasmessi alla Guardia di Finanza per fare non un'analisi del dato tecnico ovviamente, ma un'analisi del contenuto del computer, sempre al fine di, peraltro... L'abbiamo chiesto noi a Racis questo qua, quindi ci dirà se effettivamente quello che è stato passato era vero oppure no. Era vero in che senso, onorevole? Perché è un copia e incolla di un interno di un file, quindi non è stato passato nessun file di log. Non c'è un file allegato alle email che passano, va bene? Detto questo... però io così non la comprendo. Sì. Quando lei dice questo, a cosa si riferisce? Alla mail che si mandano tra il dottor Leandri piuttosto che Montalbano, eccetera, che con la scritta ecco qua, è la copia e incolla di una parte che dicono che è all'interno di un file. Quello là è un file. Quello là è un copia e incolla della parte dell'interno di un file. Quando l'abbiamo fatto vedere alla Polizia Postale di Genova, il dottor, adesso non mi ricordo il nome, ha detto io non l'ho mai visto un file di logo così. Comunque va bene, noi abbiamo fatto fare richiesta grazie al Presidente. Ma quello che voglio dire... Sì. Lei sa che abbiamo una maxi perizia. Ecco, che ci diranno? No, non è che decideranno niente, ci daranno il loro parere su quei quesiti che noi abbiamo posto loro. Grazie Presidente. È inutile che... No, non voglio più insistere. Io quello che voglio capire, erano delle operazioni irripetibili quelle che avete fatto in quell'ufficio? Perché viene detto, mi pare un verbale, no? Che bisognava accedere così per capire che non si spegneva il computer. Erano delle operazioni irripetibili quelle là?
Allora, secondo quanto riferisce la Corte di Cassazione, la copia dei computer può essere fatta a 359, mi faccia finire, e non a 360, poiché una volta fatta la copia in modalità forense è sempre ripetibile. No, la copia forense. Nell'ufficio, ho detto io, forse ho sbagliato. Nell'ufficio, quando avete avuto accesso accedendo con la password, prima che poi il computer venisse spento per prendere l'hard disk, quelle erano operazioni irripetibili oppure no? Perché non è stato, diciamo, o è stato magari, ecco, non vorrei sbagliare, è chiamato, ad esempio, è stata avvertita per un consulente tecnico di parte? È stata chiamata, diciamo, la famiglia o qualcuno? Onorevole, le operazioni che possono essere fatte sul computer, a meno che il computer non si spenga, si riaccenda, questo e quell'altro, sono operazioni ripetibili. Si fa una copia forense del computer e sono, secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, sui computer sono operazioni Quindi lei mi sta dicendo che se col ripetibili. computer, però quando la motivazione di accedere a quel computer, è nel verbale, pure questo, è perché si voleva capire Davide Rossi cosa stava guardando online, con le pagine aperte di internet, se c'era la posta, eccetera, eccetera. Quell'operazione a computer spento, la memoria RAM ovviamente non mantiene più il contenuto come l'hard disk, no? Ma il computer non è stato acceso, onorevole, era acceso. Era acceso, appunto dico. Era Appunto. acceso il computer. Quando viene staccato per fare la copia forense, ovviamente non è più in quell'accesso di Windows che uno può avere quando lo guarda in quel modo. Quella era un'operazione ripetibile o irripetibile? Per me è ripetibile. Per lei Poi è magari non sono un tecnico, lei mi dirà che è irripetibile e va bene. Vabbè, comunque nel frattempo un CTP non è stato, diciamo, convocato per questo. No. No. Però le chiedo scusa, onorevole, Sì. c'erano i consulenti di Montepaschi, il computer è presso un, Sì, sì, è sempre presso un loro. terzo. No, però ah. il sequestro viene fatto presso un terzo, onorevole. Ah, quindi lei dice non dovevano essere avvertiti, diciamo, quelli della famiglia e c'era qualcuno Il sequestro viene fatto presso un terzo. Ah, quindi lei dice giusto Viene chiamata la persona che è nella disponibilità. Il sequestro viene fatto a chi le cose sono state sequestrate. Io sequestro il computer del Monte dei Paschi. Ok. Poi l'effettuazione di copia forense di un computer è ripetibile, fosse stata irripetibile, sarebbero stati avvisati nel momento in cui dovevano essere effettuate le copie forensi, sarebbe stata avvisata la famiglia, ovviamente. Okay. Nel futuro il dottor Pieri è stato ascoltato quando riguarda in queste indagini. Dopo quel giorno il dottor Pieri è stato ascoltato, che ne so, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Postale, da IPM, su quello che era successo, gli sono state poste delle domande. Questo lei lo sa, forse vuole un po' d'acqua il procuratore, non lo so. Purtroppo bevo, o per fortuna. Allora, guardi, in quell'indagine io non ricordo che venne sentito il dottor Pieri. Nella prima indagine. Sì, nella prima indagine. Devo dirle, non so se venne sentito nella seconda. Ma se fosse stato sentito il dottor Pieri come qualsiasi altro, comunque dovrebbe risultare da verbali, oppure queste cose si possono, non lo so, non mettere perché... Cioè, si deve comunque mettere negli atti questo? Onorevole, se io sento una persona, certamente non la sento per farmi una chiacchierata. Ok, quindi diciamo, se la Polizia Postale avesse sentito il dottor Pieri anche più di una volta, con domande anche già precompilate, noi dovremmo trovarle negli atti queste. Onorevole, sì. Ok. Consideri che io non so se la Polizia Postale ha sentito o meno il dottor Pieri e se l'ha sentito e quando l'ha sentito. Consideri un'altra cosa, che c'è un altro procedimento penale, che è quello che era a carico della signora Tognazzi Sì. e del signor Vecchi. Sì. E non so se il dottor Pieri viene sentito dalla Ok. Polizia Postale in quel procedimento, là. perché io non sono titolare di quel procedimento. Qui non è stato sentito a verbale, se fosse stato sentito a verbale immagino che ci sarebbe il verbale. Ecco, diciamo che però in maniera pubblica, quindi non entro nel segreto, diciamo che quello che ci fanno capire, che ci fa capire il dottor Pieri, è che il computer non fu bloccato, ecco, in quella frase si dice il giorno stesso, no? In verità il giorno stesso è un po' particolare perché è passata la mezzanotte il giorno stesso, e qua ci viene detto che è stato tra la notte, tra il 6 e il 7, diciamo quel blocco di accesso utente. Lei non si è mai informato di chi avesse dato quest'ordine per bloccare quell'accesso? Il nome e cognome di chi è stato, chi era il responsabile di questo? Non me lo Poteva credo. esserci un motivo dietro perché qualcuno l'avesse bloccato quell'accesso?
Guardi, onorevole, io immagino che lo abbiano bloccato per evitare che qualcuno potesse fare accesso all'utenza di Rossi. È l'unico motivo plausibile. Cioè, il dottor Rossi è deceduto, c'è un'indagine dell'autorità giudiziaria, qualcuno avrà pensato disconnettiamo l'utenza per evitare che ci possano essere delle manipolazioni del contenuto del computer del Quando dottor l'ufficio Rossi. era sotto sequestro, però l'ho pensato. Ma l'avranno fatto da remoto. Appunto, da remoto, mica da là, da remoto, quindi. L'avranno fatto da remoto e l'ha fatto l'area sistemistica. Ecco, quindi. Io immagino per questo. Hanno detto c'è la stanza sotto sequestro, c'è il. Noi come dire, vietiamo a chi che sia di entrare all'interno del computer di Rossi. Bene, allora, Poi il sequestro materialmente viene effettuato il giorno dopo con il verbale di sequestro, ora, ovviamente. Il Presidente le ha chiesto, quindi Formalmente magari non era sotto sequestro il computer quando è stato fatto. No, in verità è alle 10:30 che c'era la stanza chiusa, quindi. Vabbè. Allora, mettiamo che il Presidente le ha fatto una domanda per quanto riguarda la telefonata che ha ricevuto. Lei spesso riceveva telefonate dal dottor Minervini che diciamo che le davano indicazioni di un reato che poteva essere stato commesso? Cioè, era una cosa nuova, era inusuale, oppure la chiamava spesso per queste cose? Allora, io ho già spiegato che col dottor Minervini, che io non conoscevo quando sono arrivato a Siena, Sì. ovviamente si è instaurato negli anni successivi un rapporto di amicizia. Detto questo, dovuto al fatto che, avendolo nominato credo 2 volte come consulente, perché è un ottimo perito balistico, poi alla fine è finito, ci diamo del tu ed è finita così. È l'unica volta nella quale io ho ricevuto, negli anni che sono stato a Siena ed sono stato di turno esterno, nella quale io ho ricevuto una telefonata dal dottor Minervini o dall'ufficiale Minervini, visto che è un ufficiale dell'esercito, il quale mi riferiva quella circostanza. Non ho avuto altre interlocuzioni con Minervini con riguardo a fatti, a meno che non sia stato mio consulente, con riguardo a fatti concernenti procedimenti penali. Bene, quando viene a sapere, anche dopo la telefonata dal PM Marini, che ancora non era a conoscenza ed era il PM diciamo, di turno, nei giorni successivi col dottor Minervini ha avuto modo di parlare di questa telefonata, perché l'ha chiamato, dove No. era, che faceva? Non ne avete proprio più parlato, basta, No. zero. Quando è successo? Onorevole, guardi, che posso dirle una cosa? Sì. Allora, quei giorni erano giorni particolarmente complessi dal punto di vista lavorativo, perché non c'era solamente, come ho detto la volta scorsa, non c'è stato solamente il suicidio del dottor Rossi. Tanto è vero che, perché c'erano tutte quelle altre indagini di cui io ho parlato la volta scorsa, peraltro io ero anche titolare di altre complesse indagini che hanno riguardato quella città. E in quello stesso periodo, oltre a occuparmi delle indagini sul Monte dei Paschi, tutte le indagini sul Monte dei Paschi, ero anche l'unico titolare delle indagini che riguardavano, per chi è senese, la squadra di basket, la Mezzana Basket. Di fatto, se lei mi passa la battuta per stemperare il clima, io in quei giorni non avevo neanche il tempo per pettinarmi, cosa che è, direi, complicata già anche adesso. Certo non avevo la possibilità di parlare con Minervini, non ne abbiamo parlato più di quella vicenda. Io di quella vicenda con Minervini non ne ho ora, più questa parlato. ora voglio capire, quindi lei è venuto a sapere da questa commissione che il dottor Roberto Rossi afferma di essere stato chiamato tra le 20:15 e le 20:45, perché se il dottor Rossi fosse stato chiamato dal dottor Filippone alle 20:15, alle 20:20, alle 20:25, alle 20:30, forse fino alle 20:33 o 35, vorrebbe dire che il dottor Filippone sapeva della morte del dottor Rossi prima che si affacciasse da quella finestra. Allora, almeno per me che faccio parte di questa commissione, per me non è un fatto così poco rilevante, ma la persona che praticamente l'ha fatta chiamare, perché lei sa, no? Che è stato detto in questa, non lo so se poi l'ha vista questa edizione, il dottor Rossi, Roberto Rossi, ha chiamato Minervini. Ecco, e forse allora a questo punto quei tabulati telefonici forse potevano essere importanti se fossero stati presi almeno del dottor Filippone, che era stato colui a scoprire, diciamo,
da quello che dice il corpo dalla finestra. Ora, quello che voglio chiederle, ma il dottor Filippone nelle SIT, o in modo quando c'è stata la possibilità di parlarne, il dottor Marini ha detto che voi vi riunivate e parlavate di quello che succedeva per portare avanti questa indagine, ma ha fatto mai accenno di aver chiedere fra il dottor Rossi, che poi il dottor Rossi avrebbe chiamato sia il colonnello Aiego, e questa cosa, questa commissione ovviamente è in contrasto con altre dichiarazioni, addirittura il questore Benedetti. È un comportamento normale? A voi di questo non sapevate nulla, si viene a scoprire tutto oggi dopo 9 anni? Onorevole, il dottor Filippone queste cose non le mette a verbale. Cioè, non ho capito la risposta. Non le mette a verbale vuol dire non l'ha detto, oppure cioè, non le mette a verbale? Se non ci sono a verbale vuol dire che non le ha dette. Cioè, voglio dire, se il dottor Filippone, intanto io Filippone non l'ho mai sentito, ma le posso dire, se il dottor Filippone mi avesse detto ero lì, la prima persona che ho chiamato è stato Roberto Rossi, io avrei messo a verbale, mi trovavo lì e la prima persona che ho chiamato era Roberto Rossi, perché io sono minuziosissimo quando faccio i verbali. Ok, bene, questa è un'ottima risposta. Lei pensa che perché viene chiamato proprio lei quando sta in quel vicolo? Guardi, io sì. posso dirle questo, io le posso ripetere quello che mi disse Minervini, e credo sia la quarta o la quinta volta che lo dico. Minervini mi chiama e mi dice: Antonio, mi hanno chiamato dal Monte dei Paschi, ti sto chiamando perché tu fai le indagini sul Monte dei Paschi, mi hanno detto che si è suicidato David Rossi. Non mi disse chi lo chiamò, né tantomeno io lo chiesi. Perché, okay. Mi faccia finire. Né tantomeno io lo chiesi, perché nel momento in cui lui mi dice si è suicidato David Rossi, nella mia mente scattano tutta una serie di allarmi. Cioè, forse non ci... questo è il discorso. Lei non... È bello stare seduti dopo 9 anni e fare congetture, però lei si deve mettere nella mente di una persona che lavora su Banca Monte dei Paschi da 2 anni, perché oltre questa indagine, quella di Anton Veneta, per dire, che inizia a novembre 2011, io avevo un altro procedimento penale e avevo fatto ad aprile del 2011 altre perquisizioni al Monte dei Paschi, che lavora sul Monte dei Paschi da 2 anni, che perquisisce Rossi 15 giorni prima, mi arriva una telefonata e mi dicono David Rossi si è suicidato. Io non penso chi me l'ha detto, chi glielo dice a Minervini che si è suicidato, io penso si è suicidato il terzo, il responsabile dell'area comunicazione del gruppo Banca Monte dei Paschi, e non dico chi te l'ha detto, chi non te l'ha detto, gli dico ma è vero, perché ovviamente questa cosa mi lascia, non dico più basito, attonito, stupito, scioccato, come lo vogliamo dire, mi lascia così. La prima cosa che faccio, chiamo Marini e gli dico Nicola, guarda che è successa una cosa grave. Lui cade dalle nuvole e mi dice ma che è successo? Ti ha chiamato qualcuno? No. Guarda, mi ha chiamato Paride, Minervini, dicendomi si è suicidato David Rossi. Chi è David Rossi? A quel punto io ho 30 secondi in cui provo a spiegare a Marini, gli dico guarda, è il capo dell'area comunicazione del terzo gruppo bancario italiano, che è Banca Monte dei Paschi. L'abbiamo perquisito 15 giorni fa, è una cosa grave, è il caso che tu vada a vedere. E lui mi dice, senti, facciamo così, io vado, però siccome non so niente di quella indagine, vieni anche tu, cosa che io ho detto 6 volte, vieni anche tu, perché non sono in grado di valutare se ci sono connessioni dottore, tra questa... No, lei mi deve fare finire. Bene, tra questa morte e questo. Questo è successo. Lei si metta nei panni di un pubblico ministero che fa questo tipo, che fa quel lavoro e sta investigando sul terzo gruppo bancario italiano, e stiamo parlando di una procura piccolissima. 4 eravamo in quella procura. Sì, infatti è l'ultima domanda, diciamo, dalla parte libera, visto che devo stringere, poi faremo un po' le nostre valutazioni. Ma per quanto riguarda i carabinieri che devono chiamare un PM, quando un carabiniere vede un attimino, diciamo, un crimine piuttosto che un presunto crimine in questo caso, chiamano il PM a secondo di chi è il PM? Secondo lei a Siena avveniva così, oppure chiamano il PM, c'è quel numero che voi lasciavate e basta? Cioè, nel senso, lei pensa che quella sera qualcuno si sia fatto problemi nel capire prima chi era il PM prima di chiamarlo? A lei è stata data questa impressione, è stato detto questo? Allora, onorevole, io se non ricordo male, ma non vorrei sbagliarmi, veniva consegnato mensilmente alle forze dell'ordine l'elenco dei magistrati di turno esterno, quelli che cioè dovevano essere, che erano di turno, e
come si fa in tutte le procure d'Italia, viene consegnato alla polizia. Normale. È assolutamente normale. Cioè, con il la numero... polizia sa chi è il magistrato di turno. No, allora e il lei mi turno sta è dicendo che i carabinieri precostituito. sapevano chi era il commissario di turno, invece a me No, risulta No, che il sapevano commissario solo no, il ma il commissario, magistrato di il turno magistrato certo di il che lo magistrato, mi perdoni. Quindi i certo che lo carabinieri sapevano. Invece io le dico che secondo me sapevano soltanto un numero di telefono e non chi era il magistrato di turno. No, guardi, onorevole, posso dirle questo. Quando io sono arrivato a Siena c'era una prassi. La prassi era la seguente. In procura ci sono due turni, c'erano due turni. Un turno esterno e un turno interno. Il turno esterno riguarda sequestri, arresti e morti. Il turno interno riguardava le notizie di reato che pervenivano in quel periodo. Quindi si faceva un tour e le due cose coincidevano, d'accordo? Per cui chi era di turno esterno era contemporaneamente anche di turno interno, cioè si avrebbe preso per quella settimana tutte le notizie di reato che sarebbero state depositate. Questa prassi è una prassi distorta. Perché? Perché se no la polizia giudiziaria si sceglie il pubblico ministero. Perché se la polizia giudiziaria sa chi è di turno interno, non esterno, interno, si sceglie il pubblico ministero. Cioè dice, guarda, è di turno interno Nastasi, è di turno interno Migliorino, Migliorino è più bravo di Nastasi e ci dà maggiore, e ci viene dietro, cioè ci dà, è uno che è aggressivo nelle indagini, e allora noi non depositiamo l'informativa quando c'è Nastasi, depositiamo l'informativa quando c'è Migliorino. Le chiedo scusa, onorevole, se la prendo ad esempio. Io arrivo a Siena nel 2010 e c'è questa prassi. Vado a verificare le statistiche e vedo che ci sono colleghi che prendono meno fascicoli e colleghi che prendono più fascicoli, proprio per questa prassi distorta. A quel punto parlo con il procuratore e dico al procuratore, carte alla mano, questa cosa non va bene, perché non è possibile che la polizia giudiziaria sappia chi sia di turno interno, quindi di colui che deve prendere le notizie di reato che vengono aliunde, non dai sequestri, non dalle perquisizioni, non dagli arresti e non dai morti. Quindi noi dobbiamo staccare le due cose, dobbiamo scindere il turno interno dal turno esterno. Il procuratore della Repubblica, prima il turno dei colleghi lo faceva una collega che poi è andata via. Il procuratore della Repubblica mi incarica di procedere, di fare io i calendari dei colleghi, sia per i turni esterni sia per le udienze, e di disallineare il turno interno dal turno esterno. Così come avveniva precedentemente, l'elenco del turno esterno veniva comunicato alle forze dell'ordine, perché dovevano sapere con chi avevano a che fare. Non è mai capitato che uno a meno che non ce lo siamo scambiati coi colleghi per ragioni di salute, perché qualcuno ha dovuto prendere ferie, per un qualunque altro motivo. Quando il carabiniere, il poliziotto, il finanziere, il vigile urbano, il vigile del fuoco mi chiamava, sapeva, diceva al dottor Nastasi, sì, sono io. Quindi sapeva con chi aveva a che fare, non è che non lo sapeva. Quindi i carabinieri quella sera sapevano che il PM di turno era il dottor Marini, questo sta dicendo? Perché veniva trasmesso dalla segreteria del procuratore a tutte le forze dell'ordine. E allora dopo sentiamo qualcosa in segreteria. Io ricordo così. Io so che veniva trasmesso, onorevole. Quindi se è trasmesso, non viene trasmesso soltanto, sai, questo è il numero di telefono 335, quello che è amen, d'accordo? Quindi è così, o ricorda così? Io lo facevo, siccome lo facevo io, avevo un file, che purtroppo non recupero, se no glielo farei vedere. Avevo un file in cui dicevo questa settimana Nastasi, questa settimana Marini, questa settimana Natalini, questa settimana Grosso. Quando vennero in ufficio Boni il dottor Boni e il dottor Liozzi, di questa cosa se ne occupò il dottor Liozzi, perché era il più anziano, veniva dalla Procura della Repubblica di Montepulciano, lui era procuratore perdente posto, e io, devo dire con grande gioia mia, mi sono spogliato di questo impegno, perché ovviamente è un impegno che fa perdere tempo. Perché fa perdere tempo? Perché devi
bilanciare i carichi di lavoro di tutto l'ufficio. Vabbè, quindi lei diciamo che non aveva avuto quel sentore che era stato chiamato lei perché volevano che fosse stato che venisse chiamato lei, cioè diciamo questo sentore non l'ha mai avuto in quelle indagini. Guardi, lui mi Cioè c'è stato detto no, da quel vicolo che addirittura il dottor Fardi... Guardi, onorevole, le posso dire una cosa? Sì. Se loro se in Banca Monte dei Paschi avessero anche lontanamente pensato che potevano chiamare me perché ero quello più malleabile, avevano sbagliato di grosso. Però non dico questo, magari no, ma glielo sto dicendo io. Però anche la telefonata non avrebbe Non me lo portato la... No, prego, no, prego. Nel senso, lei mi corregga se sbaglio da avvocato, ma se anche loro telefonavano al dottor Nastasi, il fatto che avesse ricevuto lui la telefonata non spostava la competenza, perché se c'era il turno Marini, appunto, Marini rimaneva, certo. cioè, quindi non aveva... cioè questo credo che chiuda la questione. No, magari non lo chiamavano proprio, diciamo, un PM, potevano non chiamarlo, no? Guardi, potevano non chiamarlo. io sono stato chiamato per i suicidi più disparati, per quello che si spara, per quello che si butta dalla finestra, per quello che si dà la coltellata nel cuore, per quello che si butta sotto un treno, per chi si impicca, perché si ammazza coi barbiturici. È normale che nel momento in cui c'è una morte venga chiamato il pubblico ministero. Vengono rappresentati al pubblico ministero gli elementi di fatto. Ovviamente il pubblico ministero al telefono, insieme alla polizia giudiziaria, valuta, sulla base di quello che dice la polizia giudiziaria, valuta se si tratta di un episodio meritevole di un sopralluogo oppure no. A me ne è capitato uno la settimana scorsa, ero di turno, mi hanno chiamato, hanno trovato una persona purtroppo deceduta all'interno di una discarica di carta. Ovviamente non dico che cosa è successo, io sono andato sul posto. Grazie, grazie. Onorevole Ferri. No, cioè lei si era prenotato dalla volta scorsa, se vuole fa lei la fa solo in segretata le domande. No, avanti, vai avanti allora. No, li complica per evitare che lei vada. Io vado. Grazie, no, vuole riposarsi un secondo? No, grazie mille. No, volevo tornare, allora, così chiudiamo il tema Minervini, perché lei ha già risposto, non le voglio far ripetere le cose che ha già detto, che conosciamo per rispetto suo e della Commissione, e quindi, però un tema su Minervini rimane a chiamare, lei non l'ho più sentito, però visto anche la delicatezza del caso, perché non lo sente a sommarie informazioni Minervini? Perché comunque era quello, tra l'altro è un perito balistico, ma una persona anche che mi ha detto dell'esercito, inserito, allora non si tratta di curiosità, siccome il caso del suicidio di Rossi, come lei dice, il fatto che andiate in tre, tutto quello che si è mosso dal punto di vista della procura e della polizia giudiziaria di fronte a un suicidio di Davide Rossi, perché rappresentava certamente una persona importante nel contesto senese. Lei giustamente prima ha detto, l'altro giorno ho avuto un suicidio a Firenze, sono andato sul posto, però c'è andato lei, non c'è andato con 3 PM, però a parte questo tema che abbiamo già visto, manca però in questa ricostruzione il perché che forse Minervini andava sentito a sommarie informazioni. Perché non è stato sentito? Perché per esempio sapere come Minervini l'avesse saputo, da chi, si poteva ricostruire già un pezzettino, magari non portava niente, perché ma me ne rendo conto, però perché lei dice me l'ha detto, poi Minervini esce di scena perché non poteva dire nient'altro, però a quel punto sentirlo a sommare informazioni e dire da chi l'è saputo, avrebbe detto forse subito nell'immediatezza da Rossi, Rossi Roberto, non ovviamente, si sentiva subito Roberto Rossi, e quelle forse da lì io onorevole, probabilmente le chiedo scusa, l'ho interrotta. No, è meglio fare così facciamo. Guardi, probabilmente l'abbiamo ritenuto irrilevante, cioè nel senso, una volta acquisite nell'immediatezza tutte quelle circostanze che non sto qua a ripetere, no? Quindi l'abbiamo evidentemente, guardi, l'abbiamo ritenuto irrilevante. Io, se non ricordo male, lui mi disse io sono fuori Siena, disse una cosa di questo genere. Sono fuori Siena perché ero impegnato ma lei poi ha saputo da Minervini chi gliel'aveva detto, cioè di questo Rossi? No. Guardi, io perché non vi siete più parlati, l'ha detto prima, cioè, no, con Minervini ci parlo, sì, non è quello. Non è che... Io però anzi le posso anche dire una cosa, che quando ho scritto la
la relazione che poi ho depositato al procuratore generale 2 mesi fa, io ho fatto uno sforzo di memoria, cioè nel senso per ricostruire tutti questi fatti. Quindi per voi era irrilevante, tornando alla... No, in quel momento era ovviamente sulla base delle prime, del primo sopralluogo, della scientifica, delle prime dichiarazioni e tutto, sembrava irrilevante. Tutti gli elementi portavano per la lasciavano intendere che quello fosse un atto suicidiario. Lei sa meglio di me, è un fatto non costituente il reato. Noi stiamo facendo attività investigative per escludere altro. Obiettivamente evidentemente ci è sembrato irrilevante sentirlo per capire da chi l'avesse saputo. Andiamo avanti, se no poi. Lei chiese del video al sovrintendente Marini quando era già arrivata la scientifica? No, io chiesi del video al sovrintendente Marini perché anche lì il tema, secondo me, mi permetto di dire, un errore che ce n'è stato fatto nel momento in cui una cosa così delicata forse nessuno doveva entrare prima dell'arrivo della polizia scientifica. Però sa, onorevole, su questo tema sì. La polizia scientifica è centrale, invece la polizia scientifica è arrivata dopo. Voi dite ma qualcuno aveva fatto il video, allora la domanda che mi viene, lei chiese del video al sovrintendente Marini quando era già arrivata la scientifica? Io chiesi il video al sovrintendente se fossero state fatte dei rilievi fotografici o filmati prima di entrare per la prima volta in quella stanza, cioè non quando c'è la scientifica a 00:30, alle 21:45. E il sovrintendente Marini risponde: abbiamo fatto un video. A quel punto gli diciamo di aprire. Però il video è cosa ben diversa, tra l'altro, insomma, non lo devo dire. A quel punto gli diciamo di aprire. Ovviamente, se io avessi visto, io pubblico ministero, se io o i colleghi avessimo visto nel momento in cui veniva aperta quella stanza, perché noi non sapevamo che cosa ci fosse là dentro, ovviamente, è chiaro. Nel momento in cui viene aperta quella stanza, se noi avessimo visto tracce che portavano a ritenere che lì dentro si fosse consumato un omicidio, ovviamente noi ci saremmo astenuti da qualsiasi attività. Il dato è che noi entriamo là dentro e non c'è nulla che ci fa pensare che lì dentro si sia consumata un'azione omicidiaria. Poi lei sa meglio di me che... Però lei era lì proprio, lei prima l'ha detto, no? Anche lo stress, lei era lì per il collegamento col Monte dei Paschi, quindi era una questione, non era, anche fosse stato un suicidio, la presenza sua di Natalini era comunque dovuta, l'avete detto più di una volta, a questi collegamenti col Monte dei Paschi. Questi possibili collegamenti. Sì, possibili. No, parlo come ancora... Ogni sfumatura poteva avere un senso e un significato. Ma proprio per quello noi poi teniamo sotto sequestro la stanza, la facciamo piantonare, facciamo le copie forensi, sentiamo tutte e i filmati delle altre telecamere quando lei li vede per la prima volta? Perché l'altro coso, siccome la banca ha questo circuito... Guardi, io il filmato della telecamera che riprende il video di Rossi non l'ho visto, che è il video della caduta del dottor Rossi, io non l'ho visto non l'ho visto nei giorni successivi, anche perché, come ho detto, ero impegnato anche a fare altro. Probabilmente avrò sentito sommare informazioni da altre persone. Quindi non sa dire chi prelevò il video, quante chiavette vennero utilizzate? Se ne occupò la Polizia di Stato. Sì, ma con chi si rapportava? Col dottor Marini, c'è scritto, e fu il dottor Marini a dare la delega orale alla Polizia di Stato di prendere quel video. Quindi lei il video della precipitazione poi non lo... No, lo vedo dopo diverso tempo, non lo vedo nell'immediatezza. Quindi domande su questo è inutile farlo. Ecco, l'altro tema che invece riguarda secondo me più lei il tema Monte dei Paschi e il collegamento, perché poi alla fine lei non era PM di turno, da come ha spiegato, né esterno né interno, perché lì coincidevano. No, quando c'ero io no, prima che io arrivassi coincidevano. Quindi quel giorno lì fui io a staccare, a disallineare le due cose. Quindi quel giorno lì di turno esterno era Marini? Sì, di turno interno non me lo ricordo. Interno sì. Non me lo ricordo. Ho capito. No, allora dico, però è emerso anche dall'esame degli atti una cosa che secondo noi non è stata approfondita, però se mi sbaglio
mi corregga chiaramente, è il tema delle indagini patrimoniali. Allora, se il collegamento è col Monte dei Paschi, iniziale, dico, parlo sempre in ipotesi, allora non riesco a capire come mai poi il filone e quali elementi sono stati fatti. Noi abbiamo esaminato e acquisito la documentazione contabile, i conti correnti di Davide Rossi, no? Allora capire intanto se ci fossero dei rapporti patrimoniali tra Rossi e Mussari, esaminando i conti correnti, se ci sono bonifici. E poi abbiamo notato noi dall'esame della documentazione contabile bancaria che Rossi aveva una serie di movimenti fino a un certo punto, poi dopo la perquisizione famosa di quei 15 giorni cambiano anche le entrate. Allora dico, che approfondimenti sono stati fatti dal punto di vista dell'esame patrimoniale? Perché quello che in questa mole di attività investigativa che c'è, quello che secondo me manca è questo esame patrimoniale, e non capisco perché tra l'altro lei quando arriva una delle prime telefonate che fa è chiamare questo colonnello Bianchi, lei non chiama il poliziotto locale o il carabiniere, lei cosa fa? Pensa al suo fascicolo e chiama il colonnello Bianchi di non so, Bianchi mi pare del valutario. Sì, del valutario, no? Quindi lei cerca di lavorare su quel filone. E poi però sulla cosa patrimoniale, su questo anche esame semplice, che non ci vuole nemmeno forse un perito, di questi conti correnti, di queste movimentazioni che possono sembrare anche diverse a seconda del periodo, e volevo capire cosa mi può dire su questo e cosa avete fatto. Guardi onorevole, la risposta è contenuta nella sua domanda, cioè noi non abbiamo acquisito i conti correnti bancari di Rossi, abbiamo ritenuto, sulla base degli elementi che erano emersi nel corso dell'attività investigativa che portavano a un'ipotesi di suicidio, abbiamo ovviamente ritenuto che, essendo quello un suicidio, era per così dire non utile acquisire la documentazione bancaria. È una scelta che viene fatta sulla base degli elementi probatori che vengono acquisiti. Ovviamente, però scusi, le chiedo scusa, scusi. no, se l'indagine fosse andata in modo, per così dire, leggermente diverso, cioè se dinanzi alla morte del dottor Rossi noi fossimo stati, ci fosse stato l'ipotesi, più che l'ipotesi, l'indizio di qualcosa di diverso rispetto a un'ipotesi suicidiaria, per intenderci un omicidio, ovviamente gli approfondimenti sarebbero stati posti in essere. E però c'era anche l'ipotesi, che poi tecnicamente a volte viene usata per il conto spese delle procure, di istigazione al suicidio. Ma anche lì poi il collegamento. Ma noi non trovammo minacce. Allora lei deve considerare questo, che i computer di Rossi erano stati visionati dalla Guardia di Finanza, il valutario appunto, il 19 di febbraio. Ed era stato sequestrato molto poco. Mi pare di avere dato la volta scorsa a questa commissione il verbale di perquisizione e sequestro redatto dai militari della Guardia di Finanza. I computer erano stati visti, non era stato notato nulla di rilevante. Se non erro, e vado a memoria, gli ultimi rapporti esistenti tra Mussari e Rossi, perché ovviamente noi stavamo investigando quei rapporti, non c'erano rapporti, credo che ci fosse, ma sto andando a memoria e lei mi correggerà se sbaglio, onorevole. Credo ci fosse un SMS da parte della figlia della moglie di Mussari a Rossi nel dicembre dell'anno precedente, quindi nel 2012, ma risulta verbale. Rossi viene sentito a sommare informazioni dalla Guardia di Finanza quel giorno stesso. Non emerge nulla di rilevante. Questo il 19 di febbraio, quindi noi abbiamo comunque un patrimonio conoscitivo che è quello, fermo a 15 giorni prima, dove sulla base delle analisi e delle perquisizioni fatte non c'è nulla di rilevante che riguarda Rossi e che riguarda i rapporti tra Rossi e l'ex management di Banca Monte dei Paschi, quindi Mussari e Vigni, perché quel giorno furono perquisiti anche l'avvocato Mussari e il dottor Vigni.
15 giorni dopo Rossi si suicida, noi nell'immediatezza troviamo quello che troviamo, vengono sentite nell'immediatezza una serie di persone che in qualche modo ci indirizzano, le cui dichiarazioni ci indirizzano verso un suicidio. A quel punto ovviamente riteniamo è un problema di rilevanza, ovviamente. No, però il tema lì era, ho capito perfettamente, era quello di capire intanto se Rossi fosse custode di alcuni segreti del Monte dei Paschi, no? Dal punto di vista finanziario. Prima è stata fatta la domanda sulla gestione delle sponsorizzazioni, abbiamo accennato un po' al discorso del basket, no? Il tema di questa figura di Rossi, che comunque anche nello SPOL system Mussari Profumo è l'unico che rimane, no? Quindi era una persona chiave. Allora, sì, la devo bloccare, onorevole. Possiamo andare in segretata per questa risposta. Decise di andare dalla Tognazzi, che poi non stava bene, Marini fece altre attività, ma chi decise di quali persone sentire nell'immediatezza del fatto? Guardi, se non ricordo male, ci dividemmo i compiti. Cioè, il dottor Marini rimaneva per sentire le persone che avevano visto l'ultima volta Rossi, infatti o meglio, che erano usciti per ultimi dalla stanza, la Bondi viene sentita quella sera stessa. Quello che è emerso un po', che appunto e questa vennero volta sentiti nell'immediatezza, scusi, faccia. E vennero sentiti nell'immediatezza Mingrone e Filippone, che erano coloro che di fatto uno aveva chiamato i soccorsi e l'altro era il primo che è entrato nella stanza, si affacciò alla finestra e vide sul selciato il corpo del dottor Rossi. C'è una delega orale, se non ricordo male, data dal dottor Marini alla Polizia di Stato, risulta agli atti del fascicolo, con la quale sostanzialmente veniva chiesto alla Polizia di Stato di identificare le persone che erano andate via per ultimo da quel piano e coloro che avevano trovato il corpo del dottor Rossi. E nell'immediatezza ci dividemmo i compiti, cioè dicemmo Marini, che ben poco sapeva dell'indagine sul Monte dei Paschi, avrebbe fatto le sommarie informazioni delle persone, infatti ne fece 2, sentì a sommarie informazioni. Sì, quello lo sappiamo. Mentre Mingrone venne sentito a sommarie informazioni, come ho spiegato la volta scorsa, dalla Guardia di Finanza, dalla sezione della Polizia. E lei va dalla Tognazzi. E io e Natalini andiamo a casa del dottor Rossi. Dove però avete fatto già la perquisizione 15 giorni prima. Ma mancano 15 giorni. No, e se io avessi trovato in quei 15 giorni un memoriale di Rossi che mi scriveva che qualcuno lo minacciava, che aveva ricevuto, che ne so, intimidazioni, questo e quell'altro. Lì l'unico aspetto che non eravate ancora i titolari, non eravate ancora coassegnatari del fascicolo, però c'avevate quello. Allora, sì, ne abbiamo già parlato, il fascicolo viene iscritto il giorno dopo a tutti e 4, anche all'altro collega che quella sera non venne, che era titolare del Monte dei Paschi, quindi insomma. Invece le indagini sul Monte dei Paschi, non del Monte dei Paschi. Volevo tornare sul tema dei fazzolettini, che se ne è parlato tanto, però se può aggiungere qualche precisazione e fare un po' di chiarezza rispetto a quello che è stato già detto. Fazzolettini, venendo alla questione dei fazzolettini, non si comprende bene se essi furono messi a disposizione del medico legale professor Gabrielli e se questi ne abbia avuto contezza prima o dopo l'esame autoptico. In che modo, questa è la domanda, avete eventualmente informato il medico legale di chi ha rinvenuto questi fazzolettini, come l'avete messi a disposizione? Cioè il tema fazzolettini e bigliettini, ne abbiamo già parlato, ma intanto i fazzolettini li date o no al medico legale? E quando glieli mettete a disposizione? Allora, io di fatto, con riferimento ai rapporti col medico legale, io non ne ho avuti. Io non ho avuto rapporti con il medico legale, se non ricordo male li teneva il dottor Marini e credo che l'abbia anche spiegato nella sua audizione e credo che anche il dottor Natalini ha spiegato nella sua audizione tutta questa storia dei fazzolettini, perché poi quando viene dissequestrata la stanza vengono mantenuti i fazzolettini perché erano a disposizione. Quindi lei non sa, è Marini che... No, io non me ne sono occupato dei fazzolettini, cioè io non ho avuto, per quanto riguarda la vicenda della morte di David Rossi, io non ho avuto interlocuzioni con il dottor Gabrielli. Le interlocuzioni credo che le abbiano avute il dottor Marini, non so se ne ha avuto anche il dottor Natalini o se Marini faceva da tramite
Io questo non glielo so dire. Ecco, sulle celle telefoniche lei aveva già risposto dicendo che giorni prima erano state già, in poche parole la risposta che date è quella di dire erano talmente tante le utenze, 40.000, che era impossibile. Guardi, io questo dato non lo so, lo apprendo, nel senso che io le riferisco quello che ha già riferito a questa commissione il procuratore Vitello nel corso della sua audizione. No, questo l'ha già detto, la risposta non voglio fare. No, quello che però mi colpisce, perché se pensiamo, è vero che poi lì c'è stata, almeno gli atti giudiziari parlano di omicidio per quanto è successo a Iara Gambiasi, però ci sono alcune indagini che le risolvi proprio grazie alle celle telefoniche, No, quindi sì. anche lì è stato fatto un lavorone dalla procura di Bergamo quindi magari poi non portavano a nulla perché la conclusione era quella del suicidio, però rimane un vuoto su questo aspetto, non può essere una risposta solo quella di dire sono tante, perché anche la procura di Bergamo avrebbe potuto dire per quell'episodio sono tante e allora non è... Consideri questo, siamo sempre lì, stiamo parlando comunque di un episodio che è un episodio suicidiario, cioè noi abbiamo elementi per affermare che quello è un episodio suicidiario. Peraltro sono elementi univoci, che provengono anche dagli stessi familiari. Si metta, come dire, si metta al mio posto 9 anni fa. Lei ha una serie di dati che portano tutti univocamente a ritenere che quello sia un suicidio. Le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, l'assenza di alcun atto violento posto in essere all'interno di quella stanza, un medico legale ordinario di medicina legale che dice che non ci sono, che quelle ferite non sono dovute all'azione violenta di terzi. E ovviamente rispetto a questo, cioè rispetto al fatto che tutti gli elementi che erano stati acquisiti, la famiglia, le dichiarazioni della moglie, le dichiarazioni della figlia, le dichiarazioni del fratello, le dichiarazioni della mental coach, le dichiarazioni di quelli che l'hanno visto, nei giorni precedenti, le email inviate da Rossi, portano tutti questi elementi portano in quella direzione. Ora, rispetto a quello che è un fatto che appare... Però su questi provvedimenti del GIP di Genova, arrivando alla stessa conclusione, però stigmatizzano alcuni, tipo per esempio la confisca, solo due tipo cose. La confisca dei fazzolettini e la restituzione degli indumenti, nient'altro. Però sui fazzolettini ci battono parecchio, perché guardi, era no, per questo la scena del delitto e il luogo ha un'importanza e noi abbiamo insistito molto anche con tutti gli auditi, perché comunque i fazzolettini e quei biglietti erano due elementi. Però, onorevole, io le chiedo scusa. Lei sa meglio di me che le sezioni unite della Corte di... perché parliamo di ipotetico inquinamento probatorio, no? Lei sa meglio di me che le sezioni unite... e stiamo parlando di un fatto del 2013. Quindi ricadiamo sotto la vecchia disciplina, non quella che è entrata in vigore nel 2016, ma quella che c'era precedentemente. E ricadremmo nel secondo comma del 374. Lei sa meglio di me che le sezioni unite della Corte di Cassazione, con una sentenza del 2007, affermano a chiare lettere che si può parlare di frode processuale, il vecchio inquinamento probatorio, laddove ci sia un'attività artificiosa tale per cui possa essere tratto in inganno o il pubblico ministero o il giudice, e che non sia ictu oculi, per chi non parla il latino, immediatamente percepibili, che non sia immediatamente percepibile. Allora, stiamo qua e ci stiamo interrogando dello spostamento di una seggiola, dello spostamento di una giacca, della chiusura di una finestra, dell'apertura di alcune ante, e abbiamo questo dato perché c'è un video e ci sono delle foto successivamente.
sono modifiche immediatamente percepibili. Non c'è alcun dato da cui inferire che in quell'attività posta in essere da pubblici ministeri e polizia giudiziaria ci possa essere stato un inquinamento probatorio. Perché questi sono i dati. No, andava subito chiamata la polizia scientifica e non bisognava entrare. Questi sono i dati, onorevole. No, dico, lì il tema è quello della polizia scientifica, dell'arrivo della polizia scientifica e del non muovere niente fino a che non ci fosse stato un verbale, poi tutta l'attività venisse fatto dopo. E poi c'è questa attività delle telecamere su cui ci siamo già soffermati. Guardi, su questo probabilmente abbiamo un'opinione differente, nel senso che, ripeto, entrando in quella stanza e non percependo nulla di anomalo, vabbè, ma è chiaro, cioè, se non ci fosse stato il cadavere di Rossi giù, non c'era niente d'anomalo in quella stanza. Poi i dati di fatto sono questi, però i dati di fatto sono questi e noi non possiamo, e lei lo sa meglio di me. Però lui si era gettato dalla vostra ricostruzione perché qualcuno ipotizzava anche dal piano di sopra, no? Siamo andati a vedere quando abbiamo fatto il sopralluogo sia quella stanza che quella di sopra, che quella sopra, perché qualcuno ipotizzava anche che potesse, onorevole, su quello è certo dalle sue che fosse stato quello Guardi, onorevole, io se non erro c'è una perizia fatta successivamente nella seconda indagine con lo Zavattaro che individua più o meno il punto di caduta del dottor Rossi con una erroneità di 130 centimetri. Il punto di caduta che lui individua è il punto di caduta in corrispondenza della finestra del terzo piano. Non c'erano altri elementi. Ora, se noi vogliamo cavalcare l'ipotesi omicidiaria, noi ora, se lei mi permette... No, non cavalcare, bisogna cercare di... No, però se noi vogliamo mettere insieme un'ipotesi omicidiaria, l'ipotesi omicidiaria potrebbe essere... Nessuno vuole cavalcare niente, bisogna con equilibrio... Sbaglio io il termine. Bisogna con equilibrio ricostruire, con elementi e... Onorevole, posso... distacco che... No, ma col distacco che ci vuole guardi, con assoluto distacco. Però se noi vogliamo accedere all'ipotesi omicidiaria, noi dovremmo pensare, io ho immaginato ovviamente, ho detto come l'hanno ammazzata a questo, se non c'è un elemento, giusto? Ora questa è una mia ricostruzione, vediamo se ha un suo qualche fondamento. Noi dovremmo pensare che almeno 2 persone... C'è anche la fattispecie dell'istigazione al suicidio. Però non sono emerse minacce, no, quello non che è emerso, però le esatto. chiedo scusa, non sono emerse minacce, non è emerso assolutamente nulla, anzi è emerso uno stato di depressione da parte di Rossi, quindi che cozza con un'istigazione al suicidio, no? Allora noi dovremmo immaginare che almeno 2 persone, perché Rossi aveva 50 anni, era ben piazzato e a buttarlo dalla finestra bisogna essere almeno in 2, che sono entrate all'interno del terzo gruppo bancario italiano senza essere viste, in un arco di temporale che va dalle 19.02 alle 19.43. Perché dico le 19.02? Perché alle 19.02 la moglie di Rossi parla con Rossi e Rossi gli dice fra mezz'ora sono a casa, e non dice mi hanno picchiato, sono stato minacciato, c'è qualcuno qua con la pistola puntata. Consideri che nelle stanze accanto ci sono altre 2 persone, la dottoressa Calgani e la dottoressa Bondi. Quindi noi dobbiamo immaginare che 2 persone siano entrate senza essere viste all'interno del Monte dei Paschi, siano arrivate al terzo piano, non hanno picchiato Rossi, sulla base non l'hanno addormentato, e noi lo sappiamo per certo, perché lui non ha né sostanze psicotrope in corpo né sostanze alcoliche. Lui, se io vengo picchiato mi difendo, graffio, tiro pugni. Ebbene, sotto le unghie di Rossi c'è solo il DNA del dottor Rossi. Dopodiché vengo preso e vengo buttato dalla finestra, d'accordo? Però mi perito prima che lui venga buttato dalla finestra di fargli scrivere 3 bigliettini di addio. Poi non mi piacciono, ma se io voglio immaginare un suicidio, me ne basta uno da fargliene scrivere, giusto? Perché 3 e farglieli buttare? Perché non mi piace come scrive? Ma, insomma. Dopodiché lo prendiamo e lo buttiamo dalla finestra. Attenzione, però per buttarlo dalla finestra
siccome io voglio fare un omicidio, so che cosa riprendono le telecamere e so che quella finestra non viene ripresa, viene ripresa la caduta. Lo appendo di sotto. E come lo appendo di sotto se non l'ho stordito, non l'ho addormentato, non ho... No, giusto? No, la rima di frattura che c'è qua dietro è dovuta al colpo sul selciato. E faccio tutto questo. Dopodiché rimango all'interno di quella stanza per pulire le tracce, con una persona che sta accanto e che esce alle 20.05 e che non vede nessuno. Quindi io mi dematerializzo e poi mi rimaterializzo. No, aspetti, prendo l'orologio perché guardo attorno e dico porca miseria, c'è l'orologio di Rossi, lo prendo e lo butto fuori dalla finestra. Poi, siccome il sangue che c'è sui fazzolettini è il mio perché sono l'omicida, mi tampono e siccome sono... quello non è un omicida, cioè è un impiastro. Mi tampono e butto il mio sangue nel cestino del morto. Ora, io me la sono immaginata così e poi esco da Monte dei Paschi senza essere visto, dopo le 20.05 però. Perché se noi accediamo che l'orologio cade 25 minuti dopo, cade alle 20.10. Peraltro il GIP scrive che non si vede nessun grave che cade e che ci sono persino delle discrasie fra i due fotogrammi che vengono segnalati dall'ingegnere Scarselli nella caduta dell'orologio. Allora, e quindi evidentemente, e poi ci sono dei luccichi, giusto? Noi dobbiamo assumere che le cose siano andate così. Voi siete convinti di quello? No, e mi sono dimenticato qualche cosa probabilmente di assolutamente singolare. No, ma niente, volevo dire un'ultima cosa, poi la ringrazio. Forse l'aveva toccata anche Natalini questo punto. Dopo la perquisizione c'è Rossi, perché una delle ipotesi può essere lui era agitato, depresso perché aveva paura delle indagini, era stato perquisito, di essere arrestato. Anch'io ho fatto delle domande familiari. Nelle vostre intenzioni, a parte il tema di uno che è perquisito e che quindi anche se non era comunque un soggetto che stavate monitorando, mi pare che anche Natalini, a parte la perquisizione, avevate capito l'importanza, poteva essere l'uomo chiave parlo delle indagini, il collegamento chiaramente col Monte dei Paschi, le indagini che avevate lei, Natalini e Grosso. Allora, onorevole, noi abbiamo perquisito il dottor Rossi. Perché lei conosceva bene il ruolo di Rossi. Ovviamente sì. È chiaro, a differenza di Marini che dice che non sapeva appunto chi fosse. Ovviamente sì. Però noi abbiamo perquisito Rossi, l'abbiamo già spiegato sia io che il dottor Natalini. Sì, no, ma era giusto per capire... Per quelle ragioni. Però io, all'esito di una perquisizione nella quale non si trova nulla di rilevante, all'esito di un verbale di sommarie informazioni, da cui di fatto emerge la circostanza che il dottor Rossi, come dire, ben poco sapesse, se non addirittura quasi nulla, possiamo dire così, delle operazioni finanziarie che erano oggetto di investigazione. Per noi lui non era più oggetto di investigazione. Rimaneva una delle tante persone informate sui fatti, una delle tante persone che rivestivano un alto ruolo all'interno di Banca Monte dei Paschi, ma nonostante, voglio dire, non per questo. Ma dall'idea che si è fatto lei, Rossi, dall'idea che si è fatto lei, Rossi, quando inizia a lavorare con Viola, tiene i contatti con Mussari, come con due parole definirebbe il rapporto tra Rossi e Mussari e tra Rossi e Viola? Guardi, il rapporto tra Rossi e Mussari credo che l'abbia ben definito l'avvocato Mussari, che lo conosceva meglio di me nell'audizione che ha reso qui in questa commissione. Il rapporto con Viola, per quello che si comprende dalle email, per quello che si comprende dalle dichiarazioni rese da Viola, per quello che si comprende dalle dichiarazioni anche rese dal presidente Profumo, era un rapporto sicuramente di stima professionale, immagino un rapporto di stima professionale, e le dico praticamente è un rapporto di stima professionale che peraltro emerge da quelle sommarie informazioni che rende Viola, ed emerge anche dalle sommarie informazioni che rende Laciani, no? Perché Laciani dice che Rossi sarebbe entrato a far parte di un comitato ristretto di alti dirigenti della banca. Se non ci fosse stato questo rapporto di stima professionale, non fai parte di un comitato ristretto. E il Monte dei Paschi collabora in queste indagini? Perché prima l'onorevole Mignorini ha fatto una domanda su Bernardini per quanto riguarda le parti informatica, e poi appunto
collabora. Le ha messo il fatto della necessità e dell'esigenza di far controllare il lavoro di Bernardini dalla polizia postale, no? Come dire, comunque ci voleva un controllo esterno di persone terze qualificate, e quindi mi è venuto in mente di dire: ma quale tipo di collaborazione ha dato il Monte dei Paschi, al di là da sommare informazioni, nel cercare di far emergere tutto per capire se altri elementi al suicidio di Rossi? Con riferimento al sì, suicidio perché di di là è Rossi. coinvolta. Guardi, onorevole, ma io penso nient'altro, cioè nel senso, noi una volta che abbiamo acquisito tutto il materiale informatico che riguardava Rossi, noi col Monte dei Paschi non è che abbiamo avuto molto a che fare. Posso dirle, perché risulta, che il professor Mucciarelli, che era il difensore della banca, trasmise nell'immediatezza alcune delle email che si erano scambiati nei giorni precedenti il dottor Viola e il dottor Rossi. Lo trasmise alla mia casella di posta elettronica istituzionale, questo e agli emerso. atti c'è il mio timbro e c'è la mia dichiarazione con cui dico che è pervenuta via email dal professor Mucciarelli alle ore XY tutte le email che sono stampate e che peraltro sono allegate al primo verbale di sommare informazioni del dottor Viola. Ovviamente il Monte nell'immediatezza si mise a disposizione, cioè mise a disposizione i suoi sistemisti, mise a disposizione. Sembra una sciocchezza, ma per chi come lei è stato al Ministero della Giustizia sa che non è che ci sono molti soldi. Mise a disposizione, emerge dal verbale della polizia postale, diede gli hard disk ove riversare le copie forensi. Va bene. Per esempio, ecco. Grazie. Onorevole Ferri, onorevole Borghi. Grazie Presidente, mi prenoto anche per la parte segretata poi. Chiedo scusa. Grazie. Dei lavori, come avevo anticipato, io e l'onorevole D'Orso abbiamo un importante appuntamento sulla politica più tardi, anche il dottor Nastasi, e quindi io oltre le 15 non vado, lo dico già subito, ci si organizza tutti in modo che diamo spazio a tutti, però sintesi. Okay. Onorevole Borghi, a lei la parola. Grazie Presidente. Dottor Nastasi, io cerco di essere molto aperto con lei. Trovo molto convincente la sua versione, cioè vale a dire quando lei dice ma mi chiamano, io sento il nome di Rossi e mi suonano molti allarmi, no, nella testa, perché stavo indagando sul Monte dei Paschi e soprattutto era proprio per la sua funzione, no, di magistrato che stava indagando sul Monte dei Paschi, era perfettamente consapevole delle dimensioni delle questioni che investivano il Monte dei Paschi, no? Viceversa il dottor Marini poteva tranquillamente rispondere, dice ma io non sapevo chi fosse, no? Però giustamente invece lei lo sapeva perfettamente, e quindi da quel punto lì il fatto che quando la chiama Minervini, no, la prima cosa non è certo pensare ma perché mi chiama Minervini, ma nella sua mente si affollano tutte le possibili complicazioni, diciamo così, no, relative alla questione, diciamo al mondo Monte dei Paschi, no, così, poi assolutamente dal mio punto di vista comprensibile. Quello che invece non trovo comprensibile, ma diciamo lo addebito, se devo essere sincero, se si può addebitare più al suo collega Marini, gliel'ho detto anche la volta scorsa quando il suo collega si è presentato qui, è che a fronte di un eventuale, mi conferma, no, perché l'ha appena detto prima, che la prima cosa che ha detto a Marini è ma guarda che è una cosa importante questa questione, no, perché questa persona aveva un ruolo importante nel Monte dei Paschi e quindi è un casino. No, l'ho detto, ho anche detto, è stato perquisito 15 giorni prima. Esatto, sì, è stato oltretutto perquisito 15 giorni prima, no, per cui insomma, cioè, occhio, e infatti giustamente Marini dice va, vieni anche tu perché così almeno mi rendi edotto, no, di che diamine stiamo parlando. Perfetto. A fronte di questa situazione, quello che stride è che, tenuto presente
la mole di possibili complicazioni, diciamo così, no, che riguardavano quella figura, si decide di chiudere rapidamente nell'ipotesi suicidaria. Lei mi ha fatto adesso una ricostruzione dove dice, beh, ma sarebbe assurdo perché di qua di là. Beh, benissimo, però cerchiamo di rimanere su quello che si vedeva quella notte lì. Quella notte lì abbiamo un PM, lei, che è assolutamente consapevole della possibile non, diciamo, situazione usuale di quella morte, ma di una situazione che potenzialmente poteva, diciamo, nella testa di chi sapeva di che diamine si stava parlando, poteva avere tante ramificazioni, ecco, no? Perché poteva essere legato alla perquisizione precedente, ma poteva essere legato a cose che non si sapevano. Rapidamente perché è una delle prime cose che poi avete visto delle email dove si diceva vado a parlare con i magistrati. Io, a seguito, fossi io, mi verrebbe da dire, nel momento stesso in cui ho una persona che so per certo che è una persona molto rilevante, se anche non lo sapessi, il fatto che c'era praticamente ogni persona che fosse sopra il grado di appuntato, ma probabilmente anche quelli, presente sul posto, comandante provinciale dei carabinieri e così via, che si contendono la titolarità del caso, no? In modo anche abbastanza inusuale e esplicito, no? E che sgomitano per riuscire ad arrivare nella sala, nella stanza del supposto suicidio, no? E così via, più tutta un'altra serie di circostanze. Mi verrebbe da dire che questa ricostruzione che lei ha fatto, che rende, diciamo, assurda altre cose, beh, al momento non sembrava così, perché al momento io la prima cosa che avrei fatto è vediamole tutte le telecamere per vedere chi è entrato e uscito, perché se uno dice ma io mi baso sul fatto delle persone che non sono state viste, ma non sono state viste perché mi sembra che in tanti non le hanno volute vedere, se anche ci fossero, perché se di tutta la parte delle telecamere, di questo ne abbiamo dato, diciamo, ovviamente abbiamo chiesto conto al suo collega, viene presa soltanto la parte della caduta, e uno dice beh, ma le persone che entravano non sono state viste, beh, non sono state neanche guardate, non viste, no? Cioè, se mi posso permettere, il discorso delle celle telefoniche, queste cose sono già fatte, però io vorrei arrivare a due punti che mi inquietano un po', sempre perché non tornano né con l'ipotesi suicidaria o della verifica dell'ipotesi suicidaria, né con l'ipotesi invece omicidiaria, no? Diciamo così, ma rientrano nelle cose che non sono state fatte quando invece normalmente uno avrebbe pensato di farle. La famosa telefonata della Santanchè, no? Allora, la telefonata della Santanchè è tale per cui adesso vedremo se lei ha risposto o non ha risposto, così, però mi sembra che sia quantomeno accertato che foste consapevoli che quella telefonata c'era stata, poi al di là di chi ha risposto o no, però il fatto che si fosse visto che sul telefono chiamava lei è una cosa che mi sembra che possiamo dare per accertato, no? Perché me lo conferma anche lei, dice si è visto che era la Santanchè, poi che sia stata visto così. L'avete mai sentita la Santanchè per chiedere che cosa gli voleva dire o no? Prima cosa. No, onorevole, non l'abbiamo mai sentita sommare informazioni. Capite? Ok, non abbiamo mai sentito la Santanchè che telefonava in quel giorno lì, persona molto nota, sul telefono del suicida. Va bene. Altra cosa, No, però mi chiedo che cosa ci avrebbe potuto dire l'onorevole Santanchè rispetto al fatto che stavamo investigando. Scusi, se magari cosa avrebbe potuto dire? Ma magari avrebbe potuto dire oh, ma mi hai chiamato ieri che ti stavano minacciando, come stai? Non lo so, Cioè, dopo sappiamo che non aveva niente da dire, che erano questioni economiche relative a perché l'ha detto lei, no? Per altre cose, ma molti anni dopo. Ma al momento ho una persona nota, riconoscibile, o altre persone che suonano, io non so, mi verrebbe voglia di sentire
se i numeri diciamo sconosciuti, no, magari mi possono non far scattare niente, no, nella testa, il nome di una persona conosciuta che chiama una persona che si è appena suicidata, anche solo per sapere, ma aveva sentore che si stava suicidando, ma c'era qualcosa, ma c'era un motivo, Scusi, io l'avrei onorevole, sentita. però le posso dire una cosa, cioè noi abbiamo sentito tutti i familiari, abbiamo sentito le persone che erano nell'immediatezza, che erano là, abbiamo sentito gli amici più stretti, abbiamo sentito i giornalisti, abbiamo sentito non so quanta gente, abbiamo acquisito le email, ci sono tutta una serie di dati che escludono che quello possa essere un fatto micidiario. C'è persino il GIP, addirittura il secondo GIP, la dottoressa Malavasi, scrive un capitoletto nella sua archiviazione in cui scrive il suicidio annunciato. Il titolo del capitoletto è il suicidio annunciato, cioè tutti gli elementi che noi abbiamo acquisito portano, poi lei non è d'accordo con me, ne prendo atto, portano ad affermare che quello sia un suicidio. Non ci sono altri elementi diversi da quelli che sono in atti, da cui si possa inferire, le chiedo scusa, da cui si possa inferire che quella sia un'azione omicidiaria. Io da pubblico ministero, grazie a Dio, per procedere per un'ipotesi di omicidio, devo avere indizi. Non mi posso, le chiedo scusa, non mi posso basare sul sospetto, perché il nostro sistema penale e costituzionale è informato ai principi di legalità, materialità, offensività e colpevolezza. Se noi non abbiamo tutto questo, noi non possiamo fare nulla. Se non ho indizio di un reato, io non posso iscrivere un procedimento per omicidio e fare le indagini. Sarebbe singolare il contrario. Io non posso, le chiedo scusa, io non posso procedere perché ho il sospetto che. Perché con il sospetto io non solo non posso iscrivere un fascicolo, non posso fare niente. Il diritto penale del sospetto è un diritto penale proprio di regimi totalitari. No, ma mi perdoni, perché io ovvio che non sono un penalista. Però, onorevole, così però, come io non capisco molto di banche. Però, ma appunto, però indaga lei sulle banche, quindi immagini che come siamo messi È perché bene. ho studiato, perché mi sono messo a studiare. Guardi, dobbiamo fare il contrario. Guardi un po', io sono qui a fare domande dal punto di vista del penalista e lei indagava sulle banche senza saperne niente. Vedi che meraviglia. Senza saperne niente? Poi, no, ho studiato e mi sono informato. ho capito. Ma io ho studiato. Però. Vabbè. Comunque, il punto è, mi scusi, le ripropongo la stessa questione che ho riproposto al suo collega. Ma se un collaboratore di giustizia, che deve andare a depositare o deve andare a testimoniare il giorno dopo, viene trovato morto, ma secondo lei, magari anche con dei bigliettini più espliciti di quelli che sono stati trovati nel caso Rossi, ma secondo lei si può provare, è sufficiente come sospetto per poter indagare su possibile presunto omicidio, indagare verso ignoti, oppure no, perché a un certo punto mi ha lasciato il bigliettino dicendo basta, la faccio finita e così questo tipo la chiudiamo lì? Se non ho elementi da cui inferire che quello sia un omicidio, l'unica iscrizione che posso fare, legale, è istigazione al suicidio e posso procedere a fare attività di indagine. Non posso iscrivere per omicidio una cosa che ictu oculi non appare essere un omicidio. Spero di essere stato chiaro. Se io ho un collaboratore di giustizia che si ammazza e mi lascia un biglietto, io faccio esattamente la stessa identica cosa. Verifico, iscrivo per istigazione al suicidio e faccio un'attività investigativa. Se l'attività investigativa mi porta a affermare, a ipotizzare con elementi di fatto concreti, indizi, che quel possa essere un omicidio,
Modificherò l'iscrizione nel registro notizie di reato da 580 del codice penale a 575 del codice penale. Omicidio volontario. No, dottore, mi scusi. rendo conto, ma vede, qui Ma è il è gatto, questa la- però ma è il questa è gatto la- che si morde la coda, cioè nel senso che se io non li cerco le ipotesi No, onorevole, io le chiedo possibile, scusa, di un che io non possibile le abbia omicidio, però scusi, onorevole, che io non... Ordine. No, però posso, Adesso Presidente. lei risponda, poi... Ma che io non li abbia cercate, questo io non glielo consento. mi vuol consentire lei? No, io non glielo consento perché qua c'è dico quello che un'attività voglio. investigativa. Lei può non rispondere, ma Guardi, lei non mi consente proprio guardi, niente. no. Ma guardi che non sta facendo in questo Guardi, momento il non alzi PM la tale per cui voce. mi può dire cose Guardi, cose. Io non posso alzi dire la quello voce che con me. voglio. Io sono un rappresentante dei cittadini. Onorevole. Le spiego qualcosa io di diritto va. parlamentare. Io qui sono un rappresentante dei cittadini. Guardi, Le chiedo onorevole, quello io che voglio. posso, Presidente. Posso anche insinuare quello che voglio. Lo sa? Perché io non rispondo per Costituzione, viva Dio, delle mie opinioni e di quello che faccio nella mia attività di parlamentare. Non rispondo! Quindi io posso assolutamente anche insinuare che lei non è capace di fare il suo lavoro, che lei aveva però delle adesso- ipotesi e le abbia trascurate. Io lo posso fare quanto voglio perché è una cosa che la Costituzione, viva Dio, mi consente, e una volta magari mi consentiva anche di essere libero da delle pressioni che lei e i suoi colleghi tante volte fanno ad altri miei colleghi. Posso rispondere, Presidente? Ha capito? Posso- Perché la Costituzione, i padri costituenti avevano immaginato una separazione fra noi e la giustizia ed era un po' più corretto rispetto a quello di adesso. Posso rispondere, Presidente? Vabbè, quando ha No, finito. io posso rispondere. Adesso può rispondere. No, ecco. Guardi che io non intendo, e forse evidentemente io mi sono spiegato male, io non intendo, la prego di non interrompermi, così come io non ho interrotto lei. Io non intendo, quando le dico non le consento di... Mi faccia finire. Non intendo incidere sulle sue prerogative di parlamentare, me ne guarderei bene. Me ne guarderei bene. Però lei non mi può dire che io non ho fatto niente, perché non è così. Perché dagli atti emerge il contrario. Solo per questo le stavo dicendo in quel modo. Poi lei si è alterato e va bene. Finiremo di qua, ci stringeremo la mano e non ci sarà nessun tipo di problema. Ma io non intendo incidere sulle sue prerogative della parte. Me ne guardo bene, onorevole, me ne guardo bene. È chiaro, che sia chiaro a tutti. Vediamo se così ci siamo compresi. Va bene? Però non mi può dire che non ho fatto niente. Lei mi può dire, ho trascurato questo elemento, non ha approfondito quest'altro elemento. Se io fossi qui dinanzi, le chiedo scusa, ma se io avessi avuto un procedimento penale di questo tipo, nel quale realmente non avessi fatto nulla, cioè, lei se lo immagina il suicidio di Rossi, perché stiamo parlando di Rossi, il pubblico ministero non va sui luoghi, non fa assolutamente nulla, la polizia giudiziaria lo chiama, gli dice guarda, si è suicidato, va bene, fatemi una relazione, arriva la relazione, forse da una visita esterna, dalla visita esterna risulta che non ci sono le azioni violente di terzi e il pubblico ministero archivia. Questo significa non fare nulla. Allora io le darei ragione, onorevole, le darei ragione. Purtroppo non è avvenuto così. Purtroppo non è stato questo. Lei mi può dire, si poteva approfondire questo aspetto. Lo accetto, è una critica che accetto. Ma da qui a dire che non ho fatto nulla, mi scusi. No, mi Non ho spiace. detto che non ha fatto nulla. Ma allora Allora, chiariamoci. E in due. allora- lei va bene. E allora guardi, possiamo, Allora, chiariamoci in due. glielo Lei posso dire, chiarisce che- chiudiamo l'incidente, guardi, Lei, andiamo avanti. esatto, lei chiarisce che mi consente qualsiasi cosa e io chiarisco che non ho detto che lei non ha fatto nulla. Perché Bene, posso. ok. Perché la mia intenzione non era certo dire non ha fatto nulla. Abbiamo appunto i verbali, abbiamo tonnellate di pagine, se non fosse fatto nulla quelle robe lì si sarebbero costruite per partenogenesi. Quindi ha fatto sicuramente delle cose. Io mi domando e cerco di sapere da lei le motivazioni perché certe cose che invece, immaginandomi all'epoca, non col senno del poi,
perché col senno del poi qui ci sono un sacco di cose che effettivamente tornano. Per esempio il suo collega Marini dice, ma io dopo aver ricevuto l'esame autoptico, no, ho concluso che le chimosi e i segni di possibile colluttazione in realtà si riferivano al nottolino della finestra o altre cose. Bene, quello è il senno del poi, no? Ho una relazione del medico legale. La relazione del medico legale, che come tutte le cose umane può essere fallibile e deve essere sottoposta a scrutinio, ovviamente, no? Perché non diventa verità assoluta, ma è una delle opinioni che afferiscono al procedimento, mi dava una certa conclusione. Però è il senno del poi. Il momento, no? Quindi il momento iniziale della procedura, questa informazione non ce l'avevamo. L'informazione che diciamo data dall'immediato riscontro sensoriale, no? Diciamo così, è una persona che aveva dei segni compatibili possibilmente con una colluttazione. Era una persona che aveva quindi dei tagli sulla faccia, no? E così tipo dei segni molto visibili, insomma, sul corpo, tale per cui chi li vedeva diceva, beh, ma non è, e quantomeno non torna con il video che lei dice di aver visto alcuni giorni dopo, no? Per la caduta. E allora, se io sono in presenza, mi scusi, quello che io veramente faccio fatica a capire, sono in presenza di un cadavere con dei segni possibili di colluttazione, di una persona che aveva scritto il giorno dopo che aveva scritto che avrebbe voluto parlare con magistrati, quindi sempre con voi il giorno dopo, di una persona che potenzialmente poteva essere a conoscenza di cose molto delicate di cui lei stesso stava indagando, no? Per filone parallelo relativa alla banca. Vedo un video, almeno per la parte che secondo me poi si valuteranno tutti se in maniera accurata o non accurata, presenta delle cose sospette, vale a dire persone che si affacciano, no? e similari, e sul video, sul vicolo e così di questo tipo. Mi verrebbe da dire che gli elementi, quelli proprio che avrebbero dovuto o potuto, no, ingenerare la possibilità di indagare su altre piste e che quindi avrebbero per esempio suggerito quello di prendere le celle telefoniche, no, o cose di questo tipo, ci sarebbero stati. Se io guardo quello che uno poteva ragionare al momento, non col senno del poi, no? Perché poi alla fine sono tutti capaci. Onorevole, no? sì, però noi abbiamo ragionato diversamente. Aspetti. No, abbiamo ragionato diversamente, nel senso che rispetto a quello che ci siamo trovati davanti, non appariva essere un'ipotesi omicidiaria. Però nonostante questo, abbiamo ritenuto di porre in essere i dovuti approfondimenti, perché avremmo anche potuto dire è un suicidio, chiudiamola qua, e invece l'autopsia è in quell'ottica, cioè se il medico legale avesse risolto diversamente la cosa anche nell'immediatezza, noi ovviamente avremmo fatto un altro tipo di valutazione. Le dico anche di più, e mi pare di averlo anche detto la volta scorsa: se quello fosse stato e ci fosse apparito sin dall'inizio un omicidio, d'accordo. Ora io qui l'ho detto anche la volta scorsa, lo ripeto, sembra brutto doverlo dire, ok? Ma le indagini che noi stavamo conducendo sul Monte dei Paschi avrebbero preso una piega completamente differente. Lei pensi che noi più volte abbiamo chiesto al giudice attività di intercettazione, più volte c'è stata negata, non con l'affermazione che non vi erano i gravi indizi di reato, no, con una motivazione per la quale, non impugnabile, ed è una valutazione del giudice, in cui il giudice ci dice non è una attività assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini. Lei se lo immagina se io vado lì, trovo un qualunque indizio concreto che mi possa fare iscrivere il procedimento per omicidio, mi cambia il mondo, ma mi cambia il mondo non solo con riferimento all'ipotesi omicidiaria del dottor Rosa, all'ipotesi omicidio
nei confronti del dottor Rossi. Mi cambia il mondo con riferimento anche a tutto il resto. Per me sarebbe stato meglio. Non so se sono chiaro, ma molto meglio che quello fosse stato un omicidio invece di essere un suicidio. Per l'attività investigativa che noi stavamo facendo sarebbe stato meglio, perché ci avrebbe potuto aprire se fosse stato realmente un omicidio, almeno nell'immediatezza, se ci fossero stati elementi per poter affermare che quello era un omicidio. Ci avrebbe potuto permettere, lei se lo immagina, di fare intercettazioni telefoniche, di fare un sacco di cose. Che in quell'altro procedimento, salvo che per poche persone, e in momenti onestamente posso dirglielo, anche poi alla fine le intercettazioni che furono fatte nell'altro procedimento risultarono irrilevanti, non ne ricavammo alcunché, perché ormai, ora io lo dico dal punto di vista dell'investigatore, non lo dico dal punto di vista del giudice, la mandria era scappata dal recinto. Perché un conto è se io faccio le intercettazioni e procedo ad intercettazioni prima di fare 60 perquisizioni in tutta Italia, un conto è se le faccio dopo. Posso immaginare che se faccio 60 perquisizioni in tutta Italia, nell'immediatezza, le persone che vengono perquisite in qualche modo parlano, dopo non parla nessuno, adesso non parla proprio nessuno più al telefono. Però al di là di questo, no? Quindi quelle poche che ci furono date in un momento, sì, successivo, ma tant'è che non portarono a nulla. Ma lei se lo immagina? Cioè, io mi metto lì e faccio intercettazioni per omicidio. Cioè, per esempio, sto facendo un esempio. Sarebbe stato decisamente una svolta per noi, ma una svolta sul serio, mi creda. Magari se aveste seguito questa impostazione però avremmo saputo qualcosa di più su David Rossi e qualcosa di più su Montepaschi. Però entrambi a fare domande circostanziate e risposte senza allungarsi troppo, altrimenti non finiamo più. Sì, certo, Presidente, però sa, onorevole, purtroppo è che noi ci siamo scontrati con dei dati di fatto che è una nostra valutazione. Cioè, ovviamente lei quando vota una legge, io quando faccio un'indagine faccio delle valutazioni, no? Lei valuta se la legge è buona per i cittadini, io valuto se quelle indagini possono avere o meno uno sbocco. Facciamo delle valutazioni e quando si fanno delle valutazioni sono valutazioni, cioè è una valutazione che però è basata per lei sui dati di fatto dettati dalla normativa che intende approvare e dalla prospettiva che ha. Per me sono basati su dati concreti, su elementi di fatto da cui io posso in qualche modo inferire che realmente quell'ipotesi di reato che io sto immaginando dagli indizi che ho individuato esista oppure no. Sono delle valutazioni che devono essere fatte. Il suo, come il mio, è un mestiere difficile, porta a fare valutazioni. Onorevole Borghi, onorevole La Carra. Grazie Presidente. Allora, io la prima domanda che faccio velocemente lei ha detto che è rimasto basito della notizia della morte di Rossi e non è rimasto altrettanto sorpreso il fatto che Marini non sapesse chi fosse? Guardi, onorevole, io devo dirle che quando lo dissi a Marini, guarda, è morto David Rossi, ora pensavo che lo sapesse chi fosse. Cioè, onestamente non mi sono messo lì a dirgli. Quando lui mi disse scusa ma chi è David Rossi, io un attimo restai, però dissi vabbè, evidentemente Nicola non faceva le indagini sul Monte dei Paschi, poi Nicola è una persona abbastanza riservata, quindi anzi direi molto riservata, quindi però le posso dire anche questo: io sono arrivato a Siena nel 2010 e io per oltre un anno, se qualcuno mi avesse detto è morto David Rossi, avrei risposto scusa chi è. Ho imparato a conoscere i quadri dirigenziali della banca, a quantomeno a orientarmi a seconda dei ruoli che costoro avevano all'interno della banca e ovviamente anche all'interno della società, investigando. Poi siccome io sono uno curioso, no? Anche ovviamente magari invece che leggere i giornali locali andavo a leggere i blog, perché sono una persona curiosa.
Per cui su qualche blog magari si faceva riferimento alle persone più in vista della città. Addirittura qualche blog l'ho dovuto necessariamente leggere perché il blogger era da me sottoposto a indagine, nel senso che ero titolare di un procedimento nel quale lui era indagato per diffamazione. Ma se io fossi stato lì e mi avessero detto si è suicidato David Rossi, io sulle prime avrei obiettivamente risposto come il collega. Guardi, io per quanto riguarda, diciamo, la valutazione rispetto anche a una ricostruzione, diciamo, quella fantasiosa che lei ha fatto, io mi permetto di fare delle considerazioni che poi ovviamente dalle quali scaturiranno le domande. Io, partendo dal presupposto che esistono dei fatti costituenti reato e dei fatti che non costituiscono reato. Il suicidio ovviamente non è un'ipotesi di reato, l'istigazione la possiamo escludere, quindi l'ipotesi omicidaria è alternativa evidentemente a quella suicidaria. Non sarebbe stato più semplice, anche io non trovo, come dire, anche i deficit investigativi ai quali si è fatto riferimento, e alcuni mi converrà con me, ce ne sono, c'è la distruzione dei fazzolettini pendente ricorso per la proposizione dell'opposizione all'archiviazione, una valutazione secondo me anche maggiormente approfondita rispetto a quelle lesioni a cui faceva riferimento anche il collega Borghi. Cioè è chiaro che rispetto all'impatto che si vede dall'immagine televisiva ci sono delle lesioni che obiettivamente non sembrano coerenti con quell'impatto, parlo delle lesioni sul volto. Io penso che sarebbe stato sufficiente anche per voi inquirenti dire: guardate, noi abbiamo uno schema investigativo che è utilizzabile quando c'è una ipotesi anche indiziaria di omicidio, e naturalmente anche la valutazione sia del corpo sia dello stato dei luoghi e quant'altro non ci hanno dato nessun elemento indiziario, come ha detto lei, per lavorare su un'ipotesi di omicidio, e non è che si può imputare ai pubblici ministeri il fatto di non aver ricercato tutte le prove che escludessero, perché voi dovete lavorare su per trovare gli indizi che confermino delle tesi sulle quali si lavora, perché se noi lavorassimo a contraris sarebbe assolutamente impossibile, perché lei avrà fatto 10.000 valutazioni, poi magari le dico sì, però lei non ha sentito il dipendente X che magari poteva essere uno di quelli che conosceva la vicenda meglio di altri, cioè le ho fatto ovviamente. Quindi il ragionamento che io faccio è: perché non si è detto era un suicidio, così l'avevamo valutato, per cui le indagini sono state coerenti con quelle ipotesi che noi avevamo che diciamo anche la situazione di fatto ci aveva rappresentato. C'è stato un tentativo, le faccio un esempio, le mail che sono state rinvenute nel computer del dottor Rossi, che facevano riferimento a suicidi ed altro, tutta una serie di piccoli elementi che però potevano essere interpretati in un modo o nell'altro, tant'è vero che poi la polizia postale è venuta a dirci tutt'altro rispetto a quelle mail, che danno la sensazione che gli inquirenti abbiano difeso oltremodo quella posizione, mentre bastava semplicemente dire: guardate, è un suicidio, siamo andati là, abbiamo visto il corpo giù, c'è la telecamera che riprende la parte finale della caduta, non abbiamo trovato altro, non c'è stato uno che ha detto abbiamo visto un'ombra che si aggirava furtiva al terzo piano e non sapevamo chi fosse, non c'è stato qualcuno che ha gridato e non sappiamo da dove provenisse cioè, non so se sono stato chiaro, per quale ragione c'è stata questa difesa ferrea rispetto a quella posizione. Guardi, io non è che non sono qua per difendere il mio lavoro, nel senso il mio lavoro è quello, io forse mi spiego male, onorevole. Semplicemente mi riferisco anche alla posizione che non sto parlando solo di lei, sto parlando dei 3 magistrati. No, dico il mio lavoro inteso come il lavoro del pubblico ministero, no? Sia chiaro. Cioè, io non è che sono qui e non sono aperto a ipotesi alternative. Il problema è che gli elementi che furono acquisiti all'epoca portavano tutti in quella direzione. Cioè, ora non sto qua a ripeterli,
ma gli elementi che abbiamo acquisito nell'immediatezza, fra cui quei famosi bigliettini, portavano in quella direzione. La circostanza che la stanza non fosse a soqquadro portava in quella direzione, cioè portava ad lasciava immaginare che realmente quel fatto fosse un fatto suicidiario. Però, siccome ci volevamo vedere chiaro, perché se no non avrebbe avuto senso che io e Natalini si fosse andati a casa della signora Tognazzi nell'immediatezza per andare a prendere le cose. Non avrebbe avuto senso se no il giorno dopo fare piantonare la stanza e acquisire poi il giorno dopo fare le copie forensi dei computer. Non avrebbe avuto senso andare ad acquisire tutte le email, non avrebbe avuto senso fare anche altra attività investigativa. Perché? Perché infatti il primo problema che ci siamo posti è che cosa è successo, cioè perché è successo questo. Cercare di capire il motivo di quell'atto. Poi e rispetto a questo non emergevano, l'ho detto poco fa, non emergevano elementi per poter dire che quel fatto fosse un fatto qualificabile giuridicamente diversamente da come lo abbiamo qualificato noi. E abbiamo provato un approfondimento, cioè normalmente quando fai un'indagine... Non chiedo scusa, ma la domanda era proprio questa, no? Poi le ripete le cose che ha già detto e che ho compreso benissimo. E io non voglio difendere siccome c'era un dato chiaro, no? Elementi che portano al suicidio. Non ci sono indizi di alcun tipo che sorreggono un'ipotesi alternativa. La partita è chiusa. Cioè, se uno comincia a fare un'indagine perché vuole dimostrare che c'è qualcosa di diverso, allora a quel punto è ingiustificabile che ci siano, che manchino degli approfondimenti ulteriori. Allora anche lì bisogna andare a chiedere anche al portiere, alla Fantanché, infatti, così come ho detto la volta scorsa e come ribadisco questa volta, l'iscrizione per istigazione al suicidio, allora, noi non avevamo nell'immediatezza, quella sera stessa o la mattina dopo, elementi da cui inferire la circostanza che Rossi fosse in uno stato, come dire, che temesse di essere arrestato, tutto quello che ci dice Laciani qualche giorno dopo. Non avevamo neanche nell'immediatezza elementi che ci potessero far immaginare che Rossi fosse, perché nessuno ce lo disse, non lo disse neanche Filippone per dire, che Rossi fosse un soggetto che era in cura psichiatrica. D'accordo? Quindi l'ipotesi che poteva in qualche modo, l'unica ipotesi di reato, che poteva, rispetto ai dati che ci venivano, che erano rappresentati, l'unica ipotesi di reato che potevamo iscrivere e approfondire, ovviamente aperti a qualunque tipo di sbocco che questa ipotesi magari, no? Che l'indagine avrebbe avuto, era quella dell'istigazione al suicidio, perché se no noi non avremmo potuto fare neanche l'autopsia, per intenderci, iscrivendo un modello 45. Si parlano di uno strumento processuale, in buona sostanza. Ma se io poi dalle email trovo che Rossi viene minacciato, io un problema me lo pongo. Se la famiglia, se la signora Tognazzi riferisce mio marito subiva minacce, mio marito ha subito intimidazioni, è successo questo, è successo questo, è successo quest'altro, la prospettiva di indagine cambia assolutamente. E invece noi troviamo un'email in cui lui annuncia di ammazzarsi, una moglie, una figlia, i collaboratori più stretti, una mental coach che dicono una serie di cose e ovviamente ora forse ci siamo fatti, come dire, siamo stati ora io non dico che ci siamo fatti suggestionare, però ovviamente rispetto a quei dati che sono dati probatori, uno deve fare, come dire, deve giocare, ecco, diciamo così, con i dati probatori che ha. In buona sostanza quello che mi permettevo di dire è che sembra che le indagini siano come dire, esagerate per un suicidio e non particolarmente approfondite per un'ipotesi di omicidio. Cioè questo è quello che appare, cioè nel senso che se ci fosse stata la convinzione
del suicidio, sembra che tutti gli approfondimenti siano stati a quel punto superflui. Perché No, passava no. Guardi, posso dirle una cosa, posso dirle una cosa, se io tornassi indietro e trovassi una situazione di questo tipo, io farei esattamente le stesse cose, nel senso, prenderei i computer, prenderei... non farebbe distruggere i fazzolettini, questo è sicuro, almeno quello non lo farebbe fare. Io non lo sapevo, nel senso, io mi sono ritrovato il provvedimento del dottor Natalini di distruzione dei fazzolettini, ero in ferie il 14 agosto del 2013. Senta, è noto, e poi il collega peraltro ha spiegato, quindi... è noto che quando c'è un suicidio, insomma, le cause sono o legate a un deficit psichico, quindi delle difficoltà, persone in cura o che abbiano dei gravi deficit psicologici, o delusioni affettive, oppure una situazione patrimoniale diciamo non florida. L'altra ipotesi può essere, ed è successo come sappiamo anche nella storia della nostra Repubblica, vessazioni di natura giudiziaria o comunque preoccupazioni per vessazioni giudiziarie. Purtroppo, posso dirlo? Può capitare, lo sappiamo che è accaduto anche con personalità della finanza del nostro paese in un momento storico che anche con miei colleghi. Che tutti noi ricordiamo. Anche con miei colleghi. Allora, se escludiamo la questione giudiziaria, perché era una sua preoccupazione ma non era indagato, non era intercettato, era semplicemente stato, per carità è un fatto comunque serio quello di essere sottoposto a una perquisizione, ma non è sicuramente indicativo di un procedimento penale a suo carico. Essendo quindi, resta lo stato, questioni ovviamente di cuore le abbiamo eliminate a priori, resta lo stato patrimoniale. E allora torno un po' alla domanda che aveva fatto in maniera più diretta il collega Ferri. Due cose. Uno, l'indagine patrimoniale e i rapporti con Mussari, cioè se voi avete escluso totalmente che ci potessero essere rapporti di natura patrimoniale con Mussari e se di questi voi avete trovato traccia nel corso delle vostre indagini sul Monte Paschi di Siena, se ci fossero delle operazioni particolari, non particolarmente diciamo trasparenti, che avessero interessato Rossi. Allora, con riferimento diciamo, ai rapporti patrimoniali con Mussari, noi non li investigammo, li avremmo dovuti investigare, non lo so, certamente voi avete agli atti, fu fatta una rogatoria allo IOR per capire se non solo Mussari ma anche altri dirigenti del Monte dei Paschi, altri alti dirigenti del Monte dei Paschi erano titolari fittizi, cioè c'erano dei terzi che erano titolari fittizi di conti che poi erano in qualche modo riconducibili ad altri dirigenti del Monte dei Paschi, e questa cosa fu esclusa. Sempre con riferimento alle persone sottoposte a indagine furono fatte tutta una serie di rogatorie per l'individuazione di conti correnti e la movimentazione di conti correnti, e non emergevano tra le altre persone indagate, non su Mussari, non mi pare che ci siano collegamenti tra le altre persone indagate nelle altre indagini sul Monte e il dottor Rossi. Poi in realtà, come forse la volta scorsa non sono stato chiaro, noi ci interrogavamo sulla cavolata. Noi ci interrogavamo sulla cavolata. E quindi ovviamente, come ho detto la volta scorsa, la cosa che ci veniva immediata poi fu esclusa la rivelazione al giornalista di quello che era accaduto all'interno del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio del 2013 presso Banca Monte dei Paschi. Devo dire che lei può dire vabbè, forse l'avreste dovuto fare, e probabilmente l'avremmo dovuto fare una valutazione di tipo un'indagine patrimoniale. Credo che qualcosa vi sia, però su questo dovrei rispondere in segretato, se permette. Siccome abbiamo la parte segretata,
l'onorevole La Carra ha finito, adesso è l'onorevole Bisa, che l'altra volta non era intervenuta, quindi ha un margine di tolleranza maggiore di altri. Grazie mille Presidente, grazie Procuratore. Allora, un paio di domande. Inizialmente lei prima, quando il collega ha risposto al collega Migliorino sulla questione del sequestro sostanzialmente dei computer, ecco, mi viene la parola, lei ha fatto un passaggio dicendo MPS era un soggetto terzo, se non ricordo male, no? Allora io volevo capire questo. Inizialmente il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio, no? Voi ci avete spiegato era solamente una formalità, perché comunque per una questione, insomma, di spese di giustizia, però comunque era un fascicolo di istigazione al suicidio. E quindi se è un fascicolo di istigazione al suicidio e lei qui ci dice MPS comunque era un soggetto terzo, io le chiedo, ma allora l'istigazione potrebbe essere venuta proprio da MPS, e invece lei, in base a quello che, rispondendo prima al collega Migliorino, invece sembra proprio appunto di escludere questa ipotesi proprio per la terzietà appunto di questo soggetto. Quindi volevo un attimino capire meglio, se può farmi comprendere insomma questo passaggio. Grazie. Sì, onorevole, no, soggetto terzo, per chi non è aduso a cose tecniche, è soggetto non sottoposto a indagine, in questo senso soggetto terzo. L'indagine era a carico di ignoti. Le persone che potevano essere coinvolte in un'attività investigativa che si sarebbe dovuta effettuare ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale, cioè atti irripetibili, era ovviamente la famiglia. Se io però come pubblico ministero, come polizia giudiziaria, vado a fare perquisizioni presso un soggetto terzo, cioè non parte del procedimento, questo, d'accordo? Penso. E allora è soggetto terzo in quel senso, cioè Montepaschi non è parte del procedimento penale, perché è iscritto a ignoti il procedimento, quindi non c'è un indagato, e le persone offese di quel procedimento sono i familiari di Rossi, non Monte dei Paschi. Quindi, rispetto al dato procedurale, MPS è soggetto terzo. Le faccio un esempio. Io non sono sottoposto a indagine, e prendo me come esempio. La polizia giudiziaria una bella mattina spunta a casa mia e mi perquisisce. Mi perquisisce come soggetto terzo rispetto all'attività investigativa che viene posta in essere. Ecco, in questo senso soggetto terzo. E siccome in quel caso non è che ci devono stare gli avvocati delle persone indagate o gli avvocati delle persone offese, ma il soggetto che è sottoposto a perquisizione ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia. Questo prevede il codice. Bene, e poi un altro passaggio. Lei prima, facendo riferimento ai verbali di sommarie informazioni, dice i verbali di sommarie informazioni sono riassuntivi, no? Però poi ha fatto anche un passaggio dicendo in quel verbale, se avessero detto quella cosa io l'avrei scritto perché sono minuzioso. Allora, o il verbale a sommario, e nella sommarietà dei fatti ovviamente non dico che venga meno la minuziosità, però proprio per il senso proprio della sommarietà, insomma le cose vengono inserite in maniera diciamo più generica, o il verbale deve essere minuzioso. Quindi volevo un attimino capire cosa intendeva in un senso e cosa intendeva nell'altro. Allora, il verbale è in forma riassuntiva, nel senso che che vengono riassunte le dichiarazioni che rende la persona che viene assunta a sommare informazioni o che viene interrogata. Ovviamente cercando di non omettere le circostanze che vengono riferite. È chiaro, ma se io riassumo in questo momento la mia audizione, no? Si riassume quello che io ho detto in modo più preciso possibile, nel modo più preciso possibile. Ora, se qualcuno mi avesse detto
faccio un esempio, se io assumo la persona a sommare informazioni e quella persona mi riferisce una circostanza rilevante, di rilievo, una circostanza che può essere di rilievo, io la inserisco immediatamente al verbale, ma se invece la persona mi dice una stessa identica circostanza che mi ha riferito con altre parole 2 minuti prima, la metto una volta sola, non è che la ribadisco, non so se sono chiaro. Se mi dice una circostanza aliena rispetto a quello che ha detto prima, ovviamente a verbale va messa. Io non faccio una valutazione sulla rilevanza o meno dell'informazione che mi viene data. È un'informazione che io devo inserire comunque a verbale, anche se fosse irrilevante, perché quello me l'ha riferito. Tant'è vero che spesso, le faccio un esempio, nel procedimento Monte dei Paschi, alcune delle sommarie informazioni che avevano un certo rilievo sono state registrate e nonostante quello è stato redatto verbale riassuntivo. Gli interrogatori di Mussari, Vigni, Baldassarri e tanti altri sono stati registrati, ma nonostante quello è stato fatto comunque un verbale riassuntivo che in qualche modo dà conto di quello che la persona che viene sentita ha riferito. Cioè, questo è. Poi ciascuno si regola a modo suo. Io le posso dire che sono veramente maniacale, cioè sono minuziosissimo. Poi c'è chi è leggermente meno, che voglio dire riassume in un certo modo, chi riassume in un altro modo, poi ciascuno di noi ha un modo, voglio dire, un modo suo di verbalizzare. Io sono molto attento quando verbalizzo. Ultima domanda, gliela faccio così secca. Lei pensa... Ah no, le chiedo scusa, non solo sono molto attento che verbalizzo, ma ovviamente quello che viene verbalizzato, prima di essere sottoscritto, viene letto alla persona che viene sentita. Io addirittura le dico che sono così minuzioso perché non solo glielo leggo, poi glielo stampo e glielo faccio leggere, quindi 2 volte prima di farglielo firmare. Faccio la domanda secca, anche se insomma parzialmente ha risposto anche prima a dei colleghi. Lei pensa di aver svolto in maniera corretta il suo ruolo durante tutta l'attività di indagine in riferimento a questo procedimento di cui sta nuovamente esaminando la commissione d'inchiesta? Guardi onorevole, io normalmente non è che mi do i voti, per cui l'ho fatto bene o non l'ho fatto bene. Saranno ci saranno nel fascicolo del... Ora, io non è che normalmente non mi do i voti, semplicemente l'attività investigativa che uno ha posto in essere poi viene posta al vaglio di un giudice. I 2 giudici che si sono occupati di questa vicenda hanno detto che veniva posta in essere una minuziosa attività investigativa. Non sono parole mie, sono parole dei 2 giudici. Sa, questo non significa difendere a spada tratta il proprio lavoro, perché come ho detto il nostro mestiere, il mestiere che facciamo noi, è a rischio errore ogni giorno. Noi siamo a rischio errore ogni giorno e non è facile, perché noi non valutiamo comportamenti di uomini e di donne e non è facile. Per noi non è, almeno per quanto mi riguarda, il procedimento non è un numero e basta, è una persona. Per cui provo, quando faccio un'attività investigativa, di essere attento, provo ad essere attento. Questo non significa che non abbia commesso errori. Gli errori io penso di commetterli tutti i giorni probabilmente. E probabilmente posso dire, magari ritornando indietro, avrei potuto fare questo o avrei potuto fare quell'altro. Probabilmente anche in questa vicenda potrei dire, per essere più preciso possibile, diciamo così, per evitare dietrologie, retropensieri, magari si sarebbe potuto fare in un modo diverso. No, io non lo difendo a spada tratta, ma neanche questa attività la difendo a spada tratta. È un'attività che noi abbiamo fatto. Dottore, mi permetto, siccome abbiamo poco tempo, iscrizioni a parlare, cerchiamo di essere sintetici anche nelle risposte. Grazie, a posto, io finisco. No, grazie a lei, onorevole. Allora, sull'ordine dei lavori, adesso abbiamo finito la parte in seduta pubblica, quindi sospendiamo.
qui pro quo con l'onorevole Borghi. Torniamo in seduta pubblica per la chiusura, quindi la ringraziamo, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie Presidente. E proseguiamo con delle comunicazioni del Presidente alla Commissione. Bene, grazie.